E parliamone con tutta la serenità meritata. Tutti pronti? Vuol dire che insomma Marondo Carpene ci sta aiutando. Bene. Questa è proprio la vittoria che serviva in scioltezza, perché non siamo stati... Il primo tempo c'è stato abbastanza equilibrio, dobbiamo dirlo. Qualcosina l'abbiamo anche concessa. Nel secondo tempo entra la chiudiamo subito praticamente, poi si possono analizzare i cambi, si possono analizzare le scelte. Un Napoli mi è sembrato tranquillo e mi è sembrato anche riposarsi praticamente in vista della partita con Real. Sembra che Garcia sia un pochino più consapevole di quello che possono dare i ragazzi. Mi stanno piacendo tanti i cambi. Adesso sentiremo le parole, mi darete voi degli spunti per capire chi ha parlato, chi è stato intervistato, per capire la situazione di Osi con i rigori. È interessante capire questa cosa qua. E vi leggo, vi abbraccio tutti, arriviamo con i like. Sì, rispondo a Ross, sì, situazione pioggia, hai ragione. Sta piovendo da parecchie, quasi una settimana, giusto un giorno che non ha piovuto, ma ieri è stata veramente tremenda. Penso siano arrivate anche immagini anche in Italia, proprio male, proprio l'alluvione, proprio i tombini che esondano, l'acqua fino alle macchine, le metropolitane in crisi. Nella zona mia fortunatamente tutto a posto, e siamo sereni, non ci preoccupiamo. Scorrono tutti i messaggi perché eravate già in live prima. Gaetano, facevo questa riflessione con gli amici bellini abbonati. Secondo me si può dire che Gaetano sarebbe tranquillamente titolare in una decina di squadre di Serie A. È uno di quei giocatori che ha nelle gambe i gol, è uno che ha una discreta fisicità. Chi c'è? After Dark, benvenuto, iscrivetevi al canale, non abbiate paura, è tutto gratuito e ci divertiamo, la community è bella frizzantina e ci stiamo divertendo come al solito. È sempre il percorso che ci fa piacere. Parere su Lindstrom, pare Fabian Ruiz. Ciao Bepi. Allora, molto diversi a livello di ruolo. Forse fisicamente, perché è molto slanciato un po', però Fabian Ruiz è diventato anche grosso anche fisicamente. Lindstrom è uno dei temi, ragazzi. Io credo che faccia fatica sull'esterno destro, perché tende naturalmente ad accentrarsi. Questo però lo vediamo bene quando escono poi le posizioni medie. Domani l'analisi tattica non potrà mancare, però mi dà l'impressione che possa performare non alla grande e possa avere gli stessi problemi che può avere un Raspadori o lo stesso Elmas, perché essendo destro di piede, se tu stai sulla destra e ti accentri, devi fare qualcosa di più per andare al tiro. Col sinistro abbiamo visto, ha avuto un'occasione, non è la sua cosa preferita e non ha l'istinto di andare sul fondo e provare il cross. Lo abbiamo analizzato bene proprio nei numeri, proprio lui storicamente coi cross non ci va d'accordo, quindi non è un'ala destra pura che può fare il lavoro che faceva Lozano. Politano lo fa meglio, perché poi quando si accentra ha il sinistro a disposizione e quindi sta più comodo e si trova meglio Politano con Di Lorenzo.
devono capire ancora degli automatismi con Lindstrom. Non è male, ragazzo, sicuramente non è male, però secondo me è ancora un equivoco tattico. Lì io sto facendo un approfondimento per tutti quelli che sono i giocatori utilizzati lì, Elmas, Raspadori, Lindstrom, Politano, e continuo a pensare che Politano sia il titolare inamovibile. Poi devi alternarli, come sta facendo bene Garcia, e vediamo un pochino. Fabio, perché Osimhen continua a non esultare? Osimhen non esultava nemmeno prima di tutte queste polemiche, ricordiamocelo bene. Anche l'anno scorso sempre esultanze rabbiose quando esultava, non ci sono più sorrisi. Io l'ultimo sorriso che ricordo era ai tempi di Gattuso e di Mertens, quando Osimhen esultava col sorriso con Mertens. Da quando, diciamo, anche da quando indossa la maschera, non sorride. È il suo modo in questo momento di affrontare le partite. Sicuramente non è tutto risolto, perché non è tutto risolto. Vediamo gli sviluppi. Intanto è un giocatore che è arrivato a 5 gol in 7 partite, che non è poco. Può essere messo anche fuori, entra e fa il suo dovere. Sotto questo punto di vista è ineccepibile, perché poi queste situazioni un pochino tristi, un pochino noiose, possono anche prendere delle pieghe brutte. Garcia ci ha parlato di infortuni di mercato. Esistono gli infortuni tipo mal di pancia, esiste quando il giocatore dice sai, non mi sento benissimo, e ti lascia a piedi e non si fa convocare, e invece lui sta facendo il suo dovere, secondo me, da grande professionista. Poi sta a Garcia gestirlo bene nel gruppo. In questo momento in campo non rappresenta un problema, fuori dal campo lo scopriremo strada facendo. Buonasera. Era la prima partita di Jesper, ci vuole calma, oggi molto bene, abbiamo controllato le varie fasi della partita. Io non ho esultato al gol di Osimhen, voglio che a fine anno venga venduto, aspetto le sue scuse per portare acqua al suo mulino, sta utilizzando una cosa seria come il razzismo, è davvero disgustoso. Allora, sono completamente in disaccordo con te. Io ho analizzato a fondo la cosa, ne parliamo perché è giusto parlarne. Se tu vuoi le sue scuse, se tu quindi sei molto arrabbiato perché ha tolto le foto e ritieni che lui stia utilizzando la cosa contro di noi, allora lui può pretendere le scuse da parte del Napoli, che non sono arrivate, perché il comunicato non è una scusa. Quindi mettiamo tutto sullo stesso piano. Se siamo permalosi noi con la situazione delle foto, lui può essere tranquillamente permaloso per l'utilizzo di TikTok che ha fatto il Napoli. Quindi mettiamo tutto sullo stesso piano. Per quanto riguarda, non dobbiamo andare allo scontro noi contro di lui. I tifosi c'entrano pochissimo. È chiaro che fa male al tifoso e lui avrebbe potuto evitare fatto questo, ma il discorso del razzismo, che io devo evitare di dire proprio per evitare che poi il video venga flaggato come se lo fossimo veramente, non lo sta utilizzando lui. È purtroppo la reazione di tutti i nigeriani, che sono andati oltre, non hanno capito, non hanno intenzione di capire, e sono d'accordo con voi che non c'è assolutamente, c'è zero. Proprio il Napoli è proprio fuori da ogni discussione, da ogni ipotesi. Però, visto che io conosco internet, visto che io conosco come funziona il mondo, perché molte di queste cose partono in America, e so come poi si sviluppano i famosi shitstorm, i famosi attacchi congiunti, quando il mondo in generale si muove sui social, la cosa diventa brutta e devi intervenire in un certo modo. Io ho cercato di lanciare un messaggio distensivo invece di fare come stai facendo tu, perché non ci guadagna nessuno, e ne continueremo a parlare. Nel frattempo ringrazio Claudia. Una vittoria importantissima, un messaggio alle sorelle: non sentitevi troppo al sicuro, i campioni d'Italia ci sono. Grazie Valerio, grazie per il tuo impegno, la tua chiarezza e competenza. Ad Marietta. Grazie mille Claudia e grazie a tutti. Quindi sul discorso di Osimhen è un pochino più
esteso e ampio di come qualcuno la sta vedendo, e ognuno poi fa i suoi fa le sue mosse. È una carta, quella che spesso viene utilizzata a sproposito. Io lo capisco, fa male sentirsi accusati così, quando poi lui stesso ha avuto parole straordinarie nei nostri confronti. Ricordiamo però tutto, ricordiamo che Osimhen chiese informazioni sull'Italia, non su Napoli, per quanto riguarda questa situazione molto delicata, perché purtroppo l'Italia non ha un buon nome sotto questo punto di vista, e non è un caso, perché noi siamo i primi, noi napoletani, a subirlo tutte le domeniche, tutti i santi giorni, anche quando non giochiamo. Quindi quando noi ci prendiamo collera, dobbiamo anche capire quali altri si possono prendere collera, e dobbiamo anche comprendere quelli che non vanno nel profondo. Se tu vuoi andare nel profondo, ci vai e li prendi a uno e spieghi: guarda, vedi bene, Koulibaly ha detto io ero non solo nero ma anche musulmano e mi hanno messo a disposizione tutta la loro tranquillità. E Koulibaly è solamente uno degli esempi. Lo stesso Osimhen ha avuto parole ottime per noi. Quindi non è una cosa contro i tifosi del Napoli, non facciamo confusione, non prendiamoci collera per cose che Osimhen non ha detto contro di noi. Lo stanno dicendo però i nigeriani, e io sto vedendo che a quello che dicono i nigeriani ci sono risposte molto gravi da parte dei tifosi del Napoli, dei social, molto gravi, che poi sfociano, e lo conosco, la reazione del napoletano la conosco. Tu c'hai ragione, perché hai ragione, ma vieni preso collera e di conseguenza fai peggio, ed effettivamente stai confermando, perché in molti commenti ce n'è, li sto leggendo, quindi non sentiamoci santarelli a nessuno, perché lo stiamo confermando. Quindi era molto più importante andare verso una situazione distensiva, di dire probabilmente è stato un video inopportuno, chiediamo scusa, discussione chiusa, e poi ne parli in separata sede, perché è chiaro che il procuratore sta facendo lo sciacallo sotto questo punto di vista. Non è colpa di Osimhen sta continuando a fare il suo lavoro. Dovevi arrivarci prima, dovevi capirlo prima di arrivare a tutto questo. Comunque, andiamo avanti. Io non mi tiro indietro, potete continuare a incalzarmi sulla cosa. Ho un'opinione molto netta, e so che è un'opinione che non è condivisa da tutti, perché ho letto troppi messaggi, però ho idea di come funziona questo nel mondo delle aziende. Sono molto molto addentro alle cose, anche da emigrato, che è un immigrante in una situazione, in un paese particolare come l'America. Quindi torniamo a parlare di campo. Questo Napoli mi è piaciuto tanto, però secondo me ci manca un vice Anghissà Lobo, perché uno dei due non riesce mai a riposare. E certo, non so tu, ma io a gennaio interverrei con conseguente vendita di Demme. E in effetti sì, Giuseppe, perché Demme adesso è stato reintegrato, ma è completamente fuori, non è stato nemmeno convocato nelle prime partite. Adesso, con la mancanza di molti, di tutti, dei due centrali, insomma, lo convocano, però non fa parte, cioè Garcia non ci conta, ed è anche un peccato, che poi si è impegnato assai nei ritiri. Rientra nelle rotazioni adesso anche Gaetano, facendo molto bene, quindi si merita la presenza. E lo capisco il tuo discorso, che in questo momento Caius sta facendo sia il vice Anghissà sia il vice Lobotka. Oggi è entrato a tutti gli effetti al posto di Lobotka, avrà più minutaggio lui. Farli riposare entrambi, Lobotka e Anghissà, è un po' pericoloso, perché va a finire che perdi un pochino di quell'identità. Il triangolo si sta muovendo molto bene, secondo me stiamo bene in questo momento. È chiaro, arriverà la Coppa d'Africa e lì saremo di nuovo corti. Allora, buonasera, vorrei sapere un tuo parere a caldo sul cambio di rotta del Napoli, e quale dei tre è il motivo principale: preparazione, metodo di gioco che ha attecchito o ritorno al passato? Allora, sulla preparazione non lo so, perché noi abbiamo visto anche buoni secondi tempi del Napoli. Secondo me il Napoli correva già a inizio gara, a inizio stagione. Il metodo di gioco che ha attecchito o ritorno al passato è un misto, nel senso che
Garzia non stava facendo molto di diverso rispetto a quello che fa Spalletti. L'incontro sicuramente, una chiacchierata con i giocatori c'è stata, perché se vuoi prendere solo un esempio, siamo ritornati a marcare a zona sui calci d'angolo, cosa che Garzia stava provando di cambiare e evidentemente non era stata presa bene dai giocatori, e quindi c'è stato questo dialogo, ed è bene che ci sia il dialogo, perché i ragazzi avevano delle certezze, se gliele togli cominciano a pensare troppo, pensano ok, distinto faccio questo che avevo imparato l'anno scorso e mi è andato tutto bene, forse Garzia mi ha chiesto qualcosa di diverso, faccio una cosa a metà che va a finire che non funziona. Il Napoli ci è sembrato veramente quello di Spalletti contro l'Udinese, simile anche oggi, un pochino più tranquilli, meno famelici nel recupero palla, però secondo me è un ritorno al passato con un metodo di gioco simile. Garzia non penso che stia cambiando tutto. I lanci lunghi, ragazzi, il discorso dei lanci lunghi che avevamo detto, adesso si lancia troppo, lo bot che è fuori dal gioco, il maggior numero di lanci lunghi il Napoli lo ha fatto proprio contro l'Udinese. Questi sono numeri, quindi non possiamo dire ecco qua, siamo tornati al gioco di Spalletti senza fare i lanci lunghi comunque ci sono, e i lanci lunghi erano comunque una cosa che Spalletti conosceva e chiedeva ogni tanto ai ragazzi, non di continuo, si fa di meno, però anche quando hai una coppia di centrali diversi devi impostare diversamente, e il Napoli secondo me sta facendo piano piano le cose che deve fare. Sono d'accordo su Zanoli, io l'avrei messo anche con l'Udinese dopo, a partita praticamente chiusa, oggi anche. Si è scelto una carta, Garzia ha scelto quella di Gaetano, ha anche pagato, quindi bravo Garzia, quando la sostituzione funziona non si può dire niente. Un peccato, perché secondo me Di Lorenzo oggi meno bene del solito, ci sono dei rumori ma voi li potete apprezzare, e secondo me Di Lorenzo poteva dover tirare un po' il fiato, e quindi io l'avrei fatto proprio con l'Udinese. Va bene, purtroppo non possono entrare in 10, altrimenti lo potremmo anche fare. Posate i like, dice il principe dei Bellini, e vediamo a quanto stiamo. Vediamo quanto stiamo. Allora, 6 like. Certo che è determinante, è chiaro, comunque è andato in crescendo, secondo me dobbiamo anche dire, perché la presenza di Politano lo aiuta. Ricordiamo, quando analizziamo la prestazione di Di Lorenzo, che secondo me un occhio alle sue spalle lo tiene sempre, perché non hai Rachmani e Kim dietro di te, e quindi secondo me un occhio ad Ostergaard e Nathan, che comunque sono nuovi e si stanno integrando, secondo me lo tiene, e quindi questo anche un po' inconsapevolmente ti porta a spingere di meno, a fare meno inserimenti. E la doppia un po' la doppia preoccupazione mi trovo con Lindstrom, con Politano già va in crescendo Di Lorenzo, però non la sua partita più brillante, secondo me si può dire. Allora, il Napoli è stato come l'alluvione di New York, 4 babà. Oggi Garzia azzecca tutto, l'unico appunto poteva far riposare il capitano, è proprio di questo stiamo parlando. Fiorenzo, buon pomeriggio, avevo letto buon pompieraggio Valeria, che pure ci potrebbe essere per non partircene con la testa così. E comunque Victor continua a non esultare, però applaude tutti, gli ama bene. Sì, ma infatti oltre al non esultare, che ripeto, come ho detto a inizio live, lo faceva anche l'anno scorso che non esultava, ragazzi, non possiamo immaginare che non ci sia niente nella testa di Osimhen. C'è, perché c'è il retropensiero che non sta serenissimo, però esulta e però applaude, cioè non esulta, però applaude gli altri, è parte integrante del gruppo. Forse in questo momento è meno leader, si sente meno capito, ascoltate me, si sente un pochino più escluso dal gruppone, intuizione mia personale, però l'ho visto anche sereno a fine partita, che andava a complimentarsi con i compagni, con l'arbitro, con gli avversari. L'ho visto abbastanza sereno, e questo è importante, perché poi ovviamente noi facciamo le pulci adesso su tutti i comportamenti per capire se c'è la problematica, come si risolve, se si risolve.
Allora, stile filotto, magari Antonio, questo ritmo non è impossibile, non è facile, perché non è facile, però il Napoli ha dimostrato di poterlo fare. Oggi mi piace la vittoria proprio perché non siamo andati a 1000 all'ora. Siamo stati anche un pochino, non dico a risparmio energetico, però non mi è sembrata la squadra arrembantissima che abbiamo visto contro l'Udinese. Se il Napoli riesce a performare così anche senza andare a 1000 all'ora è bene, perché gli impegni sono tantissimi e pensare di andare a 1000 all'ora per tutte le partite è impensabile. Penso che Garcia stia gestendo bene anche la situazione dei cambi. Vedi, un cambio a fine primo tempo mi sembra giusto. Simeone, peccato perché era stato ammonito anche probabilmente ingiustamente, l'aveva sfiorato il gol, però vedi, già dare un Simeone dall'inizio, al di là della condizione di Osimhen che è un po' particolare, il ragazzo se lo merita, va bene così, fai stare un pochino più tranquillo pure la panchina. Lo stesso Raspadori non deve cominciare dall'inizio per forza, e quindi è anche una chance per Lindstrom. Poi le vediamo, le analizziamo di volta in volta le prestazioni, però almeno così Garcia mi sembra che possa avere un pochino più di accettazione da parte della squadra. Se ruota tutti con questa armonia si sentono un pochino più tutti coinvolti. Non perdiamo Elmas dalle cose, perché ovviamente sì, adesso Gaetano, però non lo perdiamo Elmas, che è sempre prezioso, e vediamo una continuità rispetto all'anno scorso, cioè quel centrocampo è proprio difficile da sostituire, almeno in partenza. Poi qualche esperimento lo puoi fare, però io preferisco così, preferisco che si parta con un impianto di, non dico titolarissimi, ma insomma la struttura della squadra che ti fa avere delle certezze tattiche. Tu ti alzi e vedi e sai già che quel centrocampo girerà così bene, perché la sblocchi, perché ti senti sicuro e poi dopo vai in riposo. Secondo me questo è la gestione migliore, perché anche con Spalletti, quando si è provato, ricordiamo con il Lecce, lui provò a cambiare un po' le carte in tavola, si rese conto subito che non è possibile farlo con questo Napoli, e infatti per tutto il resto dell'anno abbiamo avuto titolari e gestione, e secondo me è così che deve lavorare il Napoli. La preparazione atletica, Pasquale, tu sei un grande sostenitore del fatto che siamo partiti con dei carichi più pesanti. Vediamo, speriamo a questo punto che duriamo il più a lungo possibile. Secondo me siamo andati in forma abbastanza in fretta, non eravamo tanto pesanti. Quello che sta girando meglio è l'aggressione, la convinzione nell'aggressione, perché se tu fai l'aggressione tutti insieme, allora funziona. Se la fanno un paio di loro e gli altri restano più dietro, non so se erano le preventive chieste da Garcia o se non ce la facevano fisicamente, perché può anche essere, ecco che lì abbiamo visto quella squadra sfilacciata in alcune partite, e la squadra sfilacciata perde, la squadra sfilacciata prende l'imbarcata, la squadra sfilacciata c'ha il gap tra il centrocampo e la difesa e quello è quello che proprio ci ammazza in questo momento. Preparazione o meno, c'è più convinzione di quello che si fa di squadra, se si attacca di squadra e si difende di squadra. Io ho rivisto la vena, ragazzi, mo al di là della preparazione, io ho rivisto questa qua, e non solo in Kvara, però Kvara oggi l'avete visto che fase difensiva che ha fatto Kvara, quindi oltre allo sbloccarsi psicologicamente perché ha fatto una grande partita, adesso quelli che parlano dei numeri lo sommano l'assist che ha fatto con il Sassuolo, e quindi siamo all'assist con Sassuolo, siamo all'assist più il gol più i 2 pali con l'Udinese, l'assist oggi, allora si somma, e ho sentito sulla scia dell'anno scorso, allora quei 6 mesi di vacanza che si è preso che Kvara non contano più, e dobbiamo avere un pochino più di calma nei giudizi. Dai, non poteva essere diventato un giocatore scarso. Niente, Giovanni, non rischiamo assolutamente niente. Prima di tutto non rischia niente il Napoli nello specifico, e la notizia che ritorna è semplicemente perché le carte devono passare da una procura a un'altra, e quindi esce la notizia, l'hanno detto tutti, è un atto dovuto
poi si parla, si fa casino, quelli che vogliono far casino lo faranno e ti porteranno sempre avanti dei discorsi confusionari, perché nella confusione ci guadagnano i click, ognuno clicca perché non si capisce. Io ti rispondo, non rischiamo assolutamente nulla e andiamo avanti. 300 like non sono male, Polli, però possiamo arrivare anche a 400. Andiamo con calma, volano i messaggi, cerchiamo di leggerli tutti. Queste spaccature interne veramente non servono a niente. Io fino a ieri ero per il Garcia out, ma se fa bene non preclude la possibilità di applaudirlo. Ora pensiamo alla maglia. Esatto. Il discorso della maglia sempre va benissimo, però con i giocatori dentro, e che la maglia da sola in campo non ci va. Con Marietto ragionavamo che se dovessimo continuare così, se non ci fosse stato il periodo in cui Garcia ha cercato di stravolgere Napoli, l'avremmo visto come un grandissimo allenatore. E può essere, Francesco, è chiaro, perché adesso il giudizio è un po' sporcato. Ricordiamo, dipende anche con quali presupposti noi l'abbiamo accettato, Garcia, e qua dobbiamo essere ognuno di noi onesti con noi stessi. Io quando arriva Garcia ho avuto un pochino quella strezza, dicevo non mi convince tantissimo, speriamo bene. Poi parla e mi piace, poi in campo non mi piaceva tanto, adesso stiamo rivedendo delle cose buone in campo e probabilmente serviva un po' di tempo, perché non è che tu magari hai un'idea, poi ti devi confrontare con come reagiscono i giocatori all'idea. Può essere pure che tu qualche gol che ti entrava, qualche palo che ti entrava ti faceva risolvere più in fretta. Il calcio è così. L'esempio secondo me che dobbiamo tenere a mente è la sostituzione di Spalletti, Osimhen-Simeone, e poi Simeone segna con la Roma e lì eravamo sull'1-1. Quella sostituzione là, se il Napoli non avesse vinto, Spalletti sulla graticola, perché che fai? Mi togli Osimhen e metti Simeone quando devi recuperare la partita. Invece quella passa alla storia come la sostituzione del coraggio, la sostituzione del gruppo, la sostituzione della panchina forte del Napoli. Non è detto che Osimhen le deve giocare tutte, quindi anche lui darà il massimo durante la partita. Le cose devono andare come devono andare certe volte. E anche un po' di mazzo, secondo me non guasta. Allora, Lindstrom e Politano sono una grande coppia sulla destra, anche su Lindstrom, ragazzi, vale il discorso di aspettare un pochino. È un giocatore che in questo momento mi sembra un pochino fuor d'acqua, perché si deve integrare negli schemi e il Napoli gioca a memoria, lui non è quel giocatore che conosce tutti i movimenti a memoria. Ripeto, essendo secondo me di base lui più trequartista, uno che ama accentrarsi, col destro fa un po' più di fatica su quella fascia. In nazionale io l'ho visto a sinistra, andava un po' in giro per il campo con la sua ex squadra, anche lì piano, però abbiamo molte soluzioni lì, Se tu a giugno dovessi cambiare Meret, chi prenderesti? Non lo so. Chi c'è disponibile, mi devi dire. Come portieri, tutti parlavano di Caprile come il portiere del futuro. Purtroppo questo infortunio lo ha bloccato un attimo. Avremmo voluto vederlo all'opera in Serie A, così da capire che tipo di portiere è anche come personalità. L'ha detto Stampa. Buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Delle questioni extracampo mi importa zero. Garcia quando parla purtroppo continua a piacermi poco. Abbiamo sempre giocato bene tranne il 2 della Lazio. La lezione di Genova l'abbiamo imparata, bisogna partire forte. Parla spesso della Lazio e non gli ha data proprio giù quella sconfitta in particolare. Chissà se ne parla spesso proprio perché magari aveva chiesto qualcosa di diverso al Napoli, ai giocatori, e il Napoli non l'ha fatto, perché questo non lo possiamo mai sapere nello specifico, non ce lo fanno sapere. E ognuno poi difende se stesso, no? Le parole di Kvara difende con le sue parole difende il lavoro dei giocatori, dice noi sapevamo come giocare, abbiamo chiesto di tornare a giocare così e siamo forti. Garcia ovviamente difende il lavoro suo, non mi parla però di Bologna, non mi parla di Genoa e quindi deve mettere un pochino tutto sul piatto come lo facciamo noi nell'analisi. Garcia non si deve sentire attaccato, però è inevitabile, ragazzi, lo conosciamo l'ambiente.
deve essere lui ben preparato da chi è addetto a prepararlo, non l'ha detto stampa, ma insomma chi conosce già l'ambiente, e gli dice Garcia, guarda, questi ti diranno così, stai pronto con questo tipo di risposta, vedrai che questo secondo me non ce l'abbiamo pronto. Chiedi per un amico, Angela, i rigori in questo momento veramente sarebbe una domanda interessante da fare a Garcia, probabilmente qualcuno gliel'ha fatta o gliela farà. Leggevo un commento degli amici Bellini, quindi non è mia, però mi sembra anche quasi plausibile, come a dire Garcia ci aveva confermato che lui era stato confermato rigorista dall'allenatore. Potrebbe anche essere che tu dici ah sì, e allora io non li tiro più, tirateli voi e vediamo se voi li sbagliate e se poi fate la stessa cosa. Potrebbe essere, ed è una reazione bambinesca, Io non è che difendo Osimhen, io assolutamente non difendo Osimhen sotto questo punto di vista, io avrei evitato a monte tutto il discorso dei social, però potrebbe pure essere che lui dice ah sì, non li tiro più, e li cede a chi è più volenteroso in campo, il che non è neanche male, perché può essere pure che lui se la stia vivendo male questa situazione e poi vada sul dischetto nervoso con il doppio della pressione. Io immaginavo che almeno quando stai sullo 0-3, sai, non cambia il risultato, quindi non dovresti avere la pressione del rigore in base al risultato. Però evidentemente due sono le cose: o ha la pressione per il rigore in generale, perché diventa sotto i riflettori e potrebbe esserci un altro tipo di reazione social, non da parte del Napoli, perché adesso il Napoli si sta attento, però o quello, troppa pressione, oppure una reazione istintiva e dice vabbè, mo li tirate voi, vedetevela voi e vedete come si sta andando anche bene, perché Zelinski 1, Politano 1. Esatto, non vuole essere sfottuto, non farebbe la sceneggiata gimme penalty, esattamente, e quindi abbiamo risolto. Digli al tifoso di farle lui le conferenze. Che ha detto di strano Garcia? Siamo proprio prevenuti, ma dovuli mi saluti. Il tifoso non le può fare le conferenze, Fulvio, ma noi qua se facciamo il discorso noi siamo i tifosi, dobbiamo fare solo i tifosi, l'analisi poi finisce, e invece è interessante vedere anche nelle vittorie con più serenità se qualcosa si può fare meglio, se ci convince o se non ci convince. Questa cosa di andare contro noi stessi, evitiamola. Noi qua veramente non siamo prevenuti come oasi di azzurro fluido. Tant'è vero, l'esempio più grande sono proprio io con Olivera, che non ho un amore viscerale per Olivera, però Olivera per me si prende un voto oggi più alto di Lorenzo, e sapete quanto amo Di Lorenzo, sto indicando il poster, la flag gigante, quindi non sono assolutamente, non è proprio qua che siamo prevenuti. Un po' ho avuto timore di un rigore sbagliato da Politano, mancanza di video ironico su TikTok e di un nuovo attacco enorme. Come ti muovi sbagli. È chiaro, in questo momento siamo sotto i riflettori. Osimhen che venga spompato fino alla Coppa d'Africa, poi ci porti 150, 160 e vada via, ingrato e capriccioso, lui è il ministro e i suoi connazionali. Vedi quando tu poi... non vi posso far cambiare, non voglio farvi cambiare idea. Se non avete capito il punto di vista mio, non ve la posso far cambiare l'idea, e siete padronissimi di rimanere con le vostre convinzioni. Ingrato e capriccioso. Non ci posso fare niente. Infatti, quando io faccio il video in inglese, quel video in inglese non è per noi, non è per i tifosi del Napoli, non è per la mia community, è per i nigeriani, perché quel video nasce in inglese, nasce con una mentalità americana e nasce con delle frasi scritte in un certo modo e pensate in un certo modo, e con la come si dice, supervisione di chi è americano e di chi conosce come si parla in americano. Non è mia la supervisione. Adesso ti leggo, Valeria. Proprio perché si fa così nei momenti di imbarazzo social, si deve parlare in quel modo. Io avevo scritto anche altre cose e mi hanno fatto notare, guarda, se tu dici questa,
sembra quasi che tu ti vuoi giustificare. Per esempio, non ho inserito il discorso di Koulibaly perché sembra giustificarsi, dice ma come, c'ho pure io un amico di colore, quindi non sono mai... Non è così che funziona. E tutti quelli che mi hanno detto le scuse, le scuse si fanno solo se sei effettivamente, e che i razzisti si chiedono scusa? No, i razzisti sono contenti di dire quello che dico e continueranno a dire. Non sono quelli che chiedono scusa. Chiedi scusa se sei effettivamente dispiaciuto di come uno ha reagito a qualsiasi cosa. È lì che si chiede scusa, perché tu sei dispiaciuto che uno si è preso collera. Dopodiché le scuse come si evolvono? Dice mi dispiace, posso fare qualcosa per rimediare? E invece no, la cosa ha detto io non volevamo chiedere scusa, se ti sei offeso sei tu fetente. Perché chi si offende è fetente. Non l'avete capito questo passaggio e non fa niente, perché se non l'avete capito non lo potete capire. Io continuo a dirvi, pensate a quando gli altri, tutta l'Italia, ci sfotte, perché dicono ci sfotte, è solo uno sfottò, ci sfottono a livello razziale, razzista, di razzismo territoriale, e loro dicono ma perché ve la prendete con tutti quanti lo fanno sullo stadio? La che fai? Loro ti devono rispondere sei ingrato e sei capriccioso perché te la prendi? Voi ve la siete presa assai per questo fatto delle fotografie. Voi ve la siete presa assai, è un fatto social le fotografie. Lui non è tenuto a tenere a postare le fotografie, non è tenuto assolutamente. Chi ci ha avuto un danno d'immagine? Lui o il Napoli? Chi ha avuto il danno d'immagine? Lui o il Napoli? E il danno d'immagine il Napoli l'ha avuto perché lui ha tolto le fotografie o perché ha fatto quel TikTok che tutti quanti hanno sottolineato? Non l'avete capito questo passaggio, ma non fa niente. Non lo posso capire. Non ve lo posso spiegare. Ognuno ha i propri punti di vista. Io condivido l'opinione che Osi stia esagerando, con tutto che non sono lui e non posso decidere come deve sentirsi. Ma basta, le scuse ci sono state. Non ci sono state le scuse, voglio. Siate precisi, non c'è stata nessuna scusa da parte del Napoli. Il comunicato del Napoli dice noi, quella è la piattaforma, si fa così e se ti sei offeso non era nostra intenzione perché sei tu che ti sei offeso. Andatelo a leggere bene il comunicato, se volete lo riprendo. Parliamo di campo, sono d'accordo. Io i messaggi li prendo a caso, quindi non faccio una cernita, li prendo a caso quello che capita. Se mi capita quello là di Osimhen io vi rispondo su Osimhen. Ritorno a Valeria che ringrazio. Domanda: ma la scelta di far giocare Olivera tutta la partita non è che il francese sta pensando a Mario Rui contro quell'armadio di Rodrigo? È probabile, Valeria, è probabile. Il problema è che Ancelotti ha uno schema un po' particolare, sono tutte false punte quelle che girano davanti a Bellingham. Vediamo, dovrebbero avere anche recuperato Vinicius Junior. Io credo che anche dopo la prestazione con l'Udinese, Garcia si sia reso conto che Mario Rui ti permette di giocare meglio. Poi non sappiamo se la scelta ricadrà su Olivera, ma in questo momento si sono ribaltate le gerarchie, perché per un periodo utilizzava Olivera praticamente da titolare fisso, Mario Rui ne ha fatte 2 consecutive alternandosi e adesso tutta la partita Olivera. C'è un discorso secondo me da fare anche scientifico. Può essere che loro avevano dei dati, Mario Rui aveva bisogno di riposare, Olivera era riposato, poteva farla tutta, devo far rifiatare Zielinski, devo far rifiatare le ali, gli attaccanti, i cambi sono 5, più di queste non le puoi fare. Vediamo, secondo me chi scegli, il Real è una partita talmente difficile che non è che io sto tranquillo onestamente con Olivera su Rodrigo o in generale con Olivera in campo, non sto tranquillo neanche con Mario Rui, lo dico tranquillamente, però Mario Rui mi garantisce almeno un pochino più di qualità nella fase di possesso, il modo in cui scambia con Zielinski e Coccovara, valutazione mia personale di gusto assolutamente. Con Vini Junior cambia molto, esattamente. No, ma figurati, io lo so che i tifosi in generale si parla, però proprio tra tifosi noi dobbiamo essere più non in concerto, ma insomma più leggeri, perché ognuno ha la propria opinione, la difende con i denti e poi se poi cambiano le cose non si sa come tornare indietro.
Nathan, altro secondo me tema interessante, mi ridà quella sensazione di velocità e di poter essere sempre in anticipo in velocità, cosa che mi mancava tremendamente. Interessante che mi parli della velocità, perché ricordi, Paco, che Spalletti parlava sempre di Juan Jesus come più veloce di Ostigard, mentre Ostigard è più bravo sui colpi di testa. Io onestamente, per quanto lo sapete, amassi Spalletti e continui a farlo, io tutta questa velocità in Juan Jesus non l'avevo vista, onestamente. Magari non lo so se sul lungo o sul breve, come la intendeva Spalletti, però Nathan mi sembra che si stia prendendo con personalità quel posto. Alle volte ricordate quell'infortunio di Kvara, entra Elmas, fa molto bene Elmas e quindi poi Kvara se lo riprende il posto. Però sai, gli infortuni che il destino ti porta a calcare la mano, insomma a costringerti a certe cose. Basta tornare indietro all'infortunio di Demme che, tra virgolette, costringe Spalletti ad utilizzare Lobotka, perché pure all'inizio con Spalletti Lobotka non era il titolare inamovibile, aveva individuato in Demme il suo nuovo Pizarro. Ricordiamocene le cose, che è interessante se facciamo un po' di memoria. Alle volte degli infortuni ti portano, ti costringono. Mertens con Sarri prima provò Gabbiadini, non funzionò, Mertens poi diventò il top scorer del Napoli con 147 gol. Quindi alle volte degli infortuni ti svoltano la stagione tua da allenatore, la stagione della squadra e la stagione dei giocatori. Può essere che l'idea era Nathan, io lo faccio esordire solo con Rachmani perché voglio uno che già conosce la difesa e lo deve guidare. Si stanno comportando bene Ostigard e Nathan, onestamente, e può essere che se Nathan continua a prendere coraggio, già rispetto al Bologna con l'Udinese Nathan tocca molti più palloni di Ostigard, quindi attenzione, può essere che i compagni si stiano cominciando a fidare di più, vediamo che ha quella grinta quando guadagna quel fallo, insomma sta crescendo tantissimo, secondo me può essere anche che al ritorno di Juan Jesus Nathan resti lì titolare, e secondo me è interessante. Ma Abele, il piacerti molto più di Lobo, sì, io ricordo, ho riguardato, perché la memoria a me non è la migliore, ma recentemente ho riguardato delle mie reaction, delle mie analisi ai tempi di Gattuso e vi dissi, anche se Lobotka non convinceva tanto, vi dissi, si possono alternare, io ero innamorato di Demme, non lo so se c'è ancora, se uno scrive punto esclamativo Demme, non lo so se funziona ancora, fatemi vedere, che io con Demme, scrivo così, io con Demme a rizzo, esatto, perché Demme, noi eravamo in quel Napoli disastrato dell'epoca di Ancelotti, ci serviva proprio il centrocampista di manovra, il centrocampista ordinato che non dovesse fare cose straordinarie, perché si cominciò con Hamsik, poi non c'era più Hamsik, non sapeva chi ci dovevi mettere. Arrivò Demme, risolvemmo il centrocampo. Poi ogni tanto giocava Lobotka e vi dissi anche, ok, Lobotka può giocare nelle partite dove devi attaccare di più, perché c'ha pure qualche spunto in più di lancio più lungo di Demme sul breve, Lobotka sul lungo, questo era quello che si diceva all'inizio, però Demme fa più fase difensiva. Lobotka, da quando è diventato titolare inamovibile, sarà stato merito anche di Spalletti, sarà stato merito della ritrovata forma fisica, perché Lobotka era inguardabile all'epoca di Gattuso, sta facendo tanta fase difensiva e Lobotka si mette davanti, si prende il fallo, strappa tanti palloni, è diventato il centrocampista totale, inamovibile. Dispiace per Demme, dispiace assolutamente, però mettiamo davanti la priorità del bene della squadra e andiamo avanti. Serviva uno alla Hall, esatto, esattamente. C'è un vocale? C'è un vocale del Fabio Versatile? Ascoltiamo. Vabbè, comunque l'ha detto Garcia, con Bologna dovevamo vincere, abbiamo preso un palo e sbagliato un rigore, mentre col Genoa siamo stati un po' troppo contratti. Poi anche gliel'hanno fatta la domanda sul rigore, ha detto Osi oggi non era titolare, quindi non era lui il primo rigorista, ma uno tra Kvara e Zielo, se non sbaglio, e Politano ha chiesto lui di tirare il calcio di rigore. Bene, grazie Fabio, perché giustamente manco Politano era titolare, quindi non è che scavalca automaticamente.
E questa cosa l'abbiamo vista pure con Spalletti. Chi se la sente, siamo organizzati bene, siamo organizzati benissimo. E insomma, chi se la sente, ma secondo me è pure giusto, perché tu devi andare il rigore, dato che non abbiamo un rigorista infallibile, almeno deve andare chi se la sente, chi si sente il piede caldo e si sente più sicuro di segnare. Non abbiamo avuto finora uno che ci dice caspita, questo non è sbagliato, li ha sbagliati Kvar, li ha sbagliati Zielinski, l'ha sbagliato lo stesso Polità. Quindi vediamo chi si sente più caldo di volta in volta. Se Osimhen in questo momento non è più la scelta inamovibile, ecco, vediamo di volta in volta chi sta. Tanto non è che in questo momento, vedete, due che non dovevano essere rigoristi e l'hanno segnato. Magari la prossima volta uno lo sbaglia e si dirà serve il rigorista fisso. La regola non c'è, con il Napoli non c'è, non c'è. Attenzione al duello Nathan Rodrigo Vini, sfida tra brasiliani. Ovviamente si parla di campioni, dall'altra parte sarà difficile a prescindere, ma Nathan conosce i triplomani e sa come comportarsi. Sì, questa è una bella... a questo punto mi fai pensare che la scelta di Mario Rui potrebbe anche essere per una questione di lingua, perché noi non abbiamo considerato questo, che probabilmente anche nelle varie dinamiche c'è anche il fatto che tu sulla sinistra c'hai uno che parla la tua lingua. Se è parlata assai, Nathan deve conoscere la lingua, vuol dire che questo potrebbe essere un plus che ti dà anche Mario Rui da titolare contro il Real. Si parlano Vinicius e Rodrigo e capiscono più. Avete notato che oggi Garcia ha detto delle cose da chissà in francese? Sembra una stupidaggine, ma conoscere tutte le lingue e parlare singolarmente con i vari giocatori non è detto che nel Lecce, poi c'erano un paio di francesi, non mi sbaglio così, ma che abbiano capito subito quello che ti dice. Può essere anche una cosa che tu dici: D'Aversa non conosce il francese, per esempio, e quindi io gli sto dicendo una cosa che il mio mister, che il mister opposto non capisce. La questione della lingua, lo sapete che mi affascinano sempre. Solo io ho visto Garcia su gol di Catania urlare la panchina, te l'avevo detto, e ha fatto non ho visto proprio il labiale, non ho capito cosa ha detto, però qualcosa del genere, ha fatto un sorriso proprio convinto, come a dire me lo sentivo che era questo il momento. Ma non riusciamo a gioire, ma certo che riusciamo a gioire, assolutamente, e che la voglia del napoletano è sempre fare le voci su tutto, e a me va bene, ricordiamocelo che va bene. Però abbiamo vinto delle partite dove dovevamo essere preoccupati, per esempio con il Braga. Quella è una vittoria che ti porta a preoccupazione e fai un'analisi sulla preoccupazione. Oggi è una partita che non solo ti porta alla vittoria, ma ti porta anche una certa serenità, una certa tranquillità. Non lo so se ve li ho fatti vedere già. 2,72, il Napoli non crea quanto ha creato con l'Udinese, ma crea. Ovviamente ricordiamo che 70 sono solo di rigore. Ricordiamo che gli altri due gol da molto vicino, quello là di Osi porta un XG molto alto perché sei molto vicino, anche se non era facilissimo. Il gol di Gaetano è una piccola stellina perché da così lontano non era facile. Però anche quello di Ostigard era abbastanza vicino, quindi arrivano alti gli XG per quello. Però il Napoli, vedi, concede qualcosina in più rispetto all'Udinese e rispetto anche a quello che aveva fatto il Lecce contro la Juve. Sotto questo punto di vista lo abbiamo visto, si è notato che Napoli qualcosina in più l'ha concessa, però io dico che ci sta, perché l'hai messa in ghiaccio e poi hai gestito con sullo sfondo una partita pazzesca che è quella con Real Madrid, che si è mangiata la Lazio. Ovviamente mi potete tenere aggiornato anche con la sfida in corso. Countdown per i 400 like, andiamo con il -10, ascoltiamo Davide. Ciao Vale, ciao a tutti gli amici bellini. Una domanda per te, una tua considerazione su Gianluca Gaetano, giocatore che io personalmente ritengo tecnicamente fortissimo. Grazie e forza Napoli. Grazie ciao, a te. Vale, ciao, Vale. Dopo arrivo con Francesco. Sì, allora la prima considerazione che avevo fatto su Gaetano è che secondo me giocherebbe titolare in una decina di squadre in Serie A.
anche il fatto di riuscire a incidere con così poco tempo a disposizione non è da tutti. È una di quelle cose che abbiamo detto di Simeone, è una cosa che abbiamo detto di Elmas, e secondo me anche Gaetano merita di avere questa, che poi non debba essere un'etichetta di quello che entra e spacca la partita, come abbiamo fatto l'errore di dirlo per Mertens per troppi anni. Quello funziona di più quando entra. Non è così, non è questa la situazione. È semplicemente dietro perché Lobotka, Anghissà, Zielinski funzionano troppo bene insieme ed è difficile partire mettendo uno di questi in panchina se non stanno in condizione fisica scadente. È proprio difficile. Gaetano, la considerazione è: tu sei un mister, io non sono un mister, Spalletti era un mister, era il mister, e Spalletti ce l'ha detto più volte: io uno dei rammarichi è che non posso mettere Gaetano perché tutto funziona a meraviglia e quindi non posso entrare in queste rotazioni così, ma Gaetano è uno veramente forte, ed ecco perché io mi aspettavo da parte di Spalletti anche una convocazione per quanto riguarda la nazionale. Non mi aspettavo il ritorno di Insigne in nazionale, onestamente, ma su Gaetano, secondo me, il tempo che Spalletti diventa più comodo sulla panchina dell'Italia, secondo me lo vedremo un po' più convocato e un po' di spazio lo troverà, anche perché i centrocampisti della nazionale sì, hanno il nome, ma non si amalgamano ancora benissimo, e secondo me con Gaetano nelle rotazioni potrà anche rientrare. Partono veloci le cose. 403 like, non male. Vogliamo ritagliare un momento per Gaetano? Esatto, che avrebbe potuto segnare una doppietta se solo Sime ci avesse creduto a darla alla sua terra. Bravo col movimento, è ottimo il gol per il morale. Esattamente. Garcia, la differenza tra ora e prima è che centriamo meglio la porta. Questa cosa non mi piace. Anche prima dell'Udinese eravamo la seconda squadra con gli XG più alti. Sì, gli XG poi fanno comodo. Sotto questo punto di vista sì, però devi vedere come ci arrivi al tiro. Con noi non funziona questa cosa qua. Puoi ingannare qualcun altro, perché noi facciamo l'analisi proprio della gara, non solo degli XG. Se tu dici l'XG, ok, quindi il Napoli merita, andiamo avanti. Va bene che l'XG è il presupposto, quindi difendi il lavoro dell'allenatore, però non basta, non ci dice tutto, e noi le approfondiamo bene, quindi un pochino è permaloso, via, togli le foto e vattene. È così. Allora, dove sta? Altri messaggi: si fanno cogliere nel profondo reagendo in modo sbagliato, a quel punto danno ragione a chi la ragione non aveva, si passa a generare, su questo io purtroppo ti do ragione assolutamente, ne abbiamo parlato. Adesso diciamo che questo è il Napoli di Spalletti o di Garcia. Io ho chiesto già nella partita precedente di dare una tregua a Garcia, che comunque aveva bisogno di tempo e aveva convinto poco, però è ingeneroso adesso. Direi che è ingeneroso se diciamo che questo è il Napoli di Spalletti. Rischiamo di fare la stessa fine. Vi ricordate pure con Ancelotti si diceva perché mo il Napoli sta giocando come Sarri. Secondo me facciamo un errore, diamo meriti e colpe a Garcia, non diamo meriti e colpe più a Spalletti, e parliamo delle prestazioni singole dei giocatori che pure stanno dando qualcosa di più. Ricordiamo le prestazioni in colore di Anghissà e di Mario Rui nelle precedenti partite, ricordiamo che certe cose non ci avevano convinto. Nella prestazione in colore magari di un Raspadori si può chiedere a Garcia non lo mettere alla destra perché non funziona, non convince. Quindi dividiamo tutto, meriti e anche eventualmente colpe, e così siamo un pochino più tranquilli. Se ne deve andare assolutamente. Sì, va bene. No, allora, se tu dici ci ha fatto fare Alfonso, lui non ha fatto niente. È il Napoli che ha fatto quei TikTok. Poi se tu vuoi accettare che esiste la possibilità che quando fai qualsiasi cosa su internet esiste una reazione, lo accetti, altrimenti chiudi tutti i social e non hai problemi. Perché io che insomma TikTok è una piattaforma che non amo e non comprendo, ed è un tipo di humor che non fa parte della mia generazione, non mi diverto, non ci sto là sopra così. Però così funziona,
Di conseguenza, aspettati, perché questa è la vita di tutti i giorni che viviamo. Se tu scrivi su Twitter, ti devi prendere le tue responsabilità di quello che scrivi. Se tu fai un post, se tu fai un video, io ogni volta che faccio un video devo stare attento, non posso dire la qualunque, perché sono responsabile e mi prendo le responsabilità e le conseguenze di quello che dico. Così funziona anche TikTok. Non puoi sapere chi la prenderà male, chi la prenderà bene, chi si farà una risata, eccetera, eccetera. Non l'ha fatta fare lui a noi. Attenzione, se tu la vuoi considerare nulla, è nulla. Il problema è la reazione dei nigeriani, non è quello che poi stiamo dicendo, perché noi non siamo, lo sappiamo che non lo siamo. Il problema è la reazione loro. Allora tu devi mettere un freno a quella reazione là. Perché, aggiungo, e voglio chiuderlo questo discorso, si uniscono i puntini, perché il discorso della noce di cocco è uno, il discorso del penalty ne è un altro. Adesso io ho letto nigeriani che a torto, perché hanno torto, hanno commentato il video di TikTok di Osimhen, retroattivo quindi, contro il Frosinone. Osimhen, ve lo ricordate l'azione, si allarga sulla sinistra, tira al volo, a giro, pallone di poco alto. Il suono, no? La voce del TikTok è la famosissima Frosinone culone, il Frosinone è stato fortunato, Frosinone culone. Cosa vuol dire? Che quello è un TikTok a favore di Osimhen, dice ha tirato anche bene, è stato fortunato il Frosinone. Quel TikTok fa ridere perché mi riporta a quella famosa telecronaca del Frosinone culone ed è geniale. Secondo voi i nigeriani conoscono Frosinone culone? Secondo voi i nigeriani hanno capito che il Napoli non sta sfottendo Osimhen, ma sta sfottendo nessuno in quel caso? Cioè non c'è nessuno che è messo sulla graticola. Ecco perché bisognava capire, avere la sensibilità che quello del penalty sbagliato non era il caso di farlo. Frosinone culone è geniale. Frosinone culone in quel momento è geniale ed è a favore di Osimhen. Andate a leggervi i commenti là dei nigeriani sotto a Frosinone culone, dicono no, allora proprio l'admin che ce l'ha con Osimhen è una cosa personale, sottolineano un errore e lo postano ridendo. Vi renderete conto che lì loro hanno torto marcio. Come lo fermi questo fiume? Come li prendi a uno e gli spieghi no, guarda, Frosinone culone era una telecronaca che un telecronista stranissimo diceva tutte parolacce così, fuori gioco. Non li fermi più. Ecco perché dovevi evitare a monte. Non sei riuscito ad evitare a monte, potevi fare un discorso dopo di diplomazia, perché poi entra in gioco il ministro dello sport, perché Osimhen non è un calciatore qualsiasi. Osimhen c'ha la croce da cavaliere, c'ha una, come dice, un ruolo istituzionario in Nigeria, è un eroe nazionale per loro. È chiaro che per qualsiasi cosa loro si rizzano e dicono ma che state facendo? State pigliando per il culo. Non andranno nel profondo, noi andiamo nel profondo, noi sappiamo che siamo i più inclusivi d'Europa, loro non ci andranno. Per questo mi dispiace, perché poi dopo loro sbagliano e scrivono certe cose, noi sbagliamo reagendo peggio perché poi le dicono delle cose brutte e non se ne esce più. Vocale così sto anche andando in, perché mi ha chiuso la porta la First Lady. In questo momento sto vedendo Milan-Lazio ancora 0-0, vabbè chissà come andrà a finire. Diciamo che il Napoli di Garzia, cioè più che altro la mia domanda è quanto c'è di Garzia comunque in questa squadra e quanto magari c'è di Spalletti, del lavoro diciamo che ha fatto Spalletti lo scorso anno, perché mi ricordo un po' la situazione del primo anno di Ancelotti in cui si erano visti comunque dei cambiamenti ma comunque con la base fondamentalmente dell'ultimo anno di Sarri. E poi una domanda per Guido, per quando arriverà, se arriverà, è la sua opinione magari in merito alla sconfitta dell'Inter, sulla situazione dei milanesi, che magari c'è. Il Milan ha perso il derby malamente, poi comunque l'Inter si è vista che non è propriamente imbattibile come il Napoli lo scorso anno, avendo perso alla sesta giornata rispetto alla 15ª del Napoli lo scorso anno proprio contro l'Inter. Me la segno, Francesco, me la segno e la recuperiamo quando ci raggiunge Guido. Sì, quanto c'è di Garcia non lo sappiamo ancora, dobbiamo aspettarli un pochino sul lungo. Sono due partite che vediamo un Napoli più simile a quello là che conosciamo e più familiare, quindi aspettiamo un pochino di partite.
3 partite era troppo presto per giudicare Garcia in negativo, 2 partite è troppo presto per giudicare Garcia in positivo. Mettiamo come era troppo presto giudicare Kvara che non segni più e invece è ritornato. Serve un po' di tempo per dare dei giudizi definitivi. Io avrei messo Elmas e Caius al posto di Zielu e Lobo, così da mettere Elmas a sinistra e Raspa centrale, perché Raspa ala si accentra troppo e perdiamo in ampiezza. È un discorso logico quello che dici, Giuseppe. Oggi si è scelto di mettere Gaetano. Questa è una soluzione che mi era venuta in mente, quando c'era da far rifiatare qualcuno, e sono d'accordo. In questo momento, se vuoi mettere Raspadori a suo agio, anche io lo metterei dietro la punta o fargli fare la mezzala alla Zielinski, dove sta più nel vivo del gioco, e vedete che c'ha la capacità di Raspadori di tirare all'improvviso. Devi stare là, devi stare nel centro, anche se stai fuori aria è importante, fai 2 passi e stai in aria, quindi più al centro sta Raspadori per quel tiro che ha, è fulmineo, meglio è. Quindi in generale anche io preferisco Elmas sulla sinistra che fa un po' di tutto, quindi in zona Kvara preferisco Elmas, o anche proverei Lindstrom invece di Raspadori, e Raspadori più in vice Zielu o addirittura prima punta. Sono d'accordo su questo. Poi ovviamente c'era da fare delle rotazioni e quindi è nella logica delle cose. Devo ringraziare Diego che ci riporta al pallone, e se si parla di pallone, Kvicia, l'ho detto bene, Kvicia, Kvara. No, perché Kvicia, poi Kvara non ci sta la Kvicia, Kvaratskhelia. Ho detto abbastanza bene, poi lui stesso lo dice male. Giocatore vero, giocatore straordinario. Gli ho dato già 7, cioè perché giustamente uscendo subito ho potuto fare mezza pagella così a caldo. 7 Kvicia, altro assist. Si prende il fallo che poi porta al gol di Ostigard, e là dovevi anche ammonire, perché quindi è un altro cartellino giallo che ha distribuito agli avversari. Che meraviglia, veramente un giocatore che non faccio a cambio con nessuno, e mi tengo anche, ripeto perché questo l'ho detto quando Kvicia non segnava, io mi tengo un Kvicia che fa 6 mesi all'anno. Me lo tengo perché non ce n'è in Serie A così. Se mi fa solamente i primi 6 mesi, se lo facesse di nuovo, no? Che mi fa 6 mesi grandi, arriva a doppia cifra, 10 gol, 10 assist, è andato pure oltre 10 assist. Se mi fa doppia cifra e poi va in down perché magari si deve riposare, si stanca, oppure lo raddoppiano, lo triplicano, lo quadruplicano, me lo tengo così, al di là del discorso che insomma prende 1 milione, 1 milione e mezzo, no? Quello prende, e quindi da uno che prende 1 milione, ma cosa vuoi di più? Al di là di quel discorso, è un giocatore di un'altra categoria, di un altro livello, pensa delle cose che altri giocatori non riescono proprio a pensare, e le mette anche in pratica. Oggi ci ha rifatto vedere il dribbling di forza, quello che gli altri funamboli che hanno grande tecnica non hanno, perché devono evitare l'avversario. Invece no, il dribbling col contrasto, non mi fermi, poi alza la testa, mette un cioccolatino verosimile. Che meraviglia. Ho già visto già l'Udinese, il mio Napoli, siamo tornati, mettetevi paura, Real Madrid preparati. Speriamo di fare una grande partita. Non abbiamo una grande tradizione con il Real Madrid, ma lo vedremo, perché ho intenzione, non ho preparato perché non preparo niente, però ho intenzione di fare uno speciale verso il Real Madrid con una cosa alla cronaca dello spogliatoio. Vediamo come uscirà. Solo a me Kvicia dà l'impressione che non gioca mai al 100%, per me il 100% è stato con il Liverpool. Ovviamente il mio commento positivo, perché è veramente crack mondiale, oro puro. No, secondo me quello è il 100% Kvicia. Il 100% tu dici nel senso che non ti sbaglia nemmeno un dribbling, cioè lì è il 100%, però ti sta dando anche molta fase difensiva. Kvicia è così, si deve accendere, poi non esce dalla partita, attenzione, non esce dalla partita, quindi il 100% suo è nella partita, poi il 100% di dribbling riusciti o il 100% di passaggi chiave riusciti, quello sarebbe inumano. Te lo può far vedere in alcune partite, come ce lo fece vedere con il Liverpool,
fu anche particolarmente straordinario contro gli avversari famosi che tu dici wow, Arnold. Arnold ha avuto i suoi incubi difensivi con Kvicia, e poi ti arriva Van Dijk addosso e ti arriva Fabini, chi era a centrocampo, e te li scarti tutti così. Quella resta nell'immaginario di tutti, la partita di Kvicia dove si è fatto conoscere al mondo. Quella è una partita che ti fa guadagnare 1 milione di fans su Instagram, proprio senza dubbio. Però secondo me sta dando il 100%. Uscito Loftus-Cheek per infortunio. Ragazzi, quanti infortuni! E non è solo il Napoli anzi sta forse meglio di altri. Fatemi dare uno sguardo a questa partita che sta ancora sullo 0-0 al 30° ed entra Musà. Milan-Lazio, non la guardo proprio la classifica perché non ha importanza. Tanti infortuni in Serie A, secondo me tanti infortuni in generale nel calcio. Si giocano troppe partite, i campi sono non all'altezza secondo me di tutte queste partite e i giocatori si infortunano, non hanno il tempo di recuperare, non hanno il tempo nemmeno di preparare forse la stagione in un certo modo, perché sì, io volevo fare le amichevoli con delle squadre un po' più forti, però la tournée probabilmente nemmeno ti aiuta, quindi sarebbe stato ideale fare delle amichevoli con squadre più forti, però nel tuo ritiro, e devi anche bilanciare, non è che puoi chiedere sempre agli altri no venite da me, io non mi muovo, e devi anche ogni tanto farlo. Quindi in un futuro ideale dove dico sei tu a decidere le amichevoli del Napoli come ti organizzi, una in cui vai tu a destinazione in un grande albergo, una grande cosa, e una che viene così, poi 2 o 3 vicine di preparazione che non servono i nomi e servono solo per entrare così, ma verso la fine della preparazione 2 amichevoli belle toste dove ti confronti con i giocatori veri e non contro l'Apollon, perché lì poi va a finire che sei convinto che va tutto bene, che puoi andare avanti con Colisacco e i tifosi mi dicono ma va benissimo, quando mai? E invece va benissimo, quando mai? Lo sappiamo che non è così e che devi confrontarti con le squadre veramente forti. Criticare Kvara è assurdo ed eppure è stato fatto, caro Nicola, e lo sappiamo. Nathan in grande crescita e sono d'accordo, Lindstrom non mi, e vediamo cosa ne pensa anche a riguardo il buon Guido Gentile, che facciamo entrare. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutte le ballerine e ballerini che hanno una carriera di merda, perché poi se non prendono il posto a Broadway comunque è difficilissimo, poco tempo, una brutta carriera ballerini. Io un periodo della mia vita ho fatto anche la regia in teatro, avevo la capo coreografa che prima era spagnola, poi fu silurata dall'americana, tremenda, e le capo coreografe erano tremende, invece le ballerine erano tutte dolcissime, è un ricordo meraviglioso. Venivano in sala regia, mi facevano i massaggi perché io facevo 14 ore di lavoro al giorno. Comunque insomma nel pieno della tempesta in Napoli con l'Udinese comincia a ritrovare quella brillantezza che noi avevamo apprezzato, un'azione molto più continua, molto più rapida, sta ritornando in grande auge Anghissà, un giocatore molto sottovalutato, ho sentito troppi commenti in queste settimane, un giocatore normale, Spalletti che li ha fatto diventare eccezionali, ma sono tutti giocatori normali, non sono né fuori classe né giocatori normali, ci sono dei giocatori molto interessanti nel Napoli. Con un Zelinski, è chiaro che quando Zelinski ha la palla ci delizia con gli occhi, ma è molto interessante il lavoro che sta facendo senza palla. In queste partite ha trovato subito la zolla giusta e ha permesso a Anghissà di verticalizzare molto con l'Udinese. Il Napoli ha macinato il gioco, ha concesso un po' tanto per i miei gusti. E poi ti racconto un aneddoto personale. Io non lo faccio mai, però in queste partite sento un senso di responsabilità fraterna. Mandavo a Tore dei messaggi di incoraggiamento: sta tornando Kvara, sta tornando,
perché c'è chi, insomma, nella chat in Italia dice il nuovo Zarate, e nonostante qualche dribbling, soprattutto al terzo uomo, non uscisse, i 2 pali, detto sta tornando, poi è tornato. Non dimentichiamoci che a 23 anni hanno cambiato allenatore, direttore sportivo, quindi e comunque la pressione di questi ragazzi, 175 giorni, 180 giorni, 192 giorni non vengono ricordati con altrettanta precisione per altri giocatori strisciati. Comunque sta tornando, non è ancora al massimo della sua forma, e tra l'altro un giocatore, essendo così giovane, che può paradossalmente ancora molto migliorare sia da un punto di vista tecnico che tattico, anche se tatticamente è molto migliorato dalle prime prestazioni. Vedete il nuovo arrivato Lindstrom oggi molto male, ma diamogli tempo. Una partita importante quella con l'Udinese, però queste sbavature sono da correggere, abbiamo concesso troppo. Non tanto per la cosa banale, Valerio, della classifica, che è brutta quella del Napoli, non bruttissima, è brutta, poi vedremo perché, non è disastrosa, ma doveva essere nettamente superiore per 2 ragioni molto importanti, e le vedremo se saranno confermate. La prima ragione: ha dimostrato a loro stessi, ai ragazzi, che sanno giocare bene nonostante questa massa abbastanza stucchevole di commenti dei addetti ai lavori, dei colleghi, che Spalletti, la grande bellezza, Sarri non sanno più giocare, quindi loro dovevano convincersi per prima loro che sanno giocare bene, che sanno dare spettacolo, sanno divertirsi e sanno ottenere la vittoria. E la seconda ragione è sempre quella, la psicologia dello sport. Abbiamo concesso troppo sangue in queste domeniche agli avversari, hanno visto che eravamo battibili, quando l'anno scorso c'era un certo sconforto ad affrontarci. È presto una partita per incominciare a spaventare gli avversari, ma è incominciato a invertire la rotta, e già oggi si è visto. C'è stata un'azione venendo alla partita con il Lecce, dove il Napoli, pur non riuscendo a sfondare, aveva la pazienza addirittura pure di ritornare da dietro, farsi pressare, ha tenuto la palla più di 4 minuti ininterrottamente, ed è stato sottolineato, ha detto, una certa arrendevolezza, non come il Lecce con la Juve, dove non ci ha proprio provato, 0 tiri, e che proprio diventi impotente rispetto a una qualità tecnica e di testa di una squadra che incomincia a ritrovare le distanze. Ci sono dei giocatori che stanno entrando in forma nettamente. Oggi, al mio modesto avviso, non vale nulla quello che dico io. Io ho visto un ottimo Olivera, Valerio, molto attento nelle chiusure in difesa, e ha fatto anche 2 o 3 incursioni. All'inizio è stato un po' più timido, forse erano anche i compiti stabiliti dal progetto gara, meglio di Lorenzo, che sappiamo. Mi sono permesso di dire la stessa cosa, che oggi nell'analisi hai capito della singola partita, perché non è il valore assoluto di Olivera, ma non è che noi di Lorenzo siete riconoscenti, ma il ragazzo è d'oro. Tra l'altro li ha giocati tutti i minuti, anche le partite nazionali, cioè è anche umano che rifiati. Siamo alle solite, diciamo. Che qualche dribbling, qualche cross riesca più basso. Vorrei incominciare a vedere questo Cagliuste, che a parte l'inizio disastroso incomincia a Valerio, secondo me, sempre non vale niente, quello dico io, a incominciare a trovare le distanze in campo, lo riesce a coprire meglio. Adesso dobbiamo capire se ha la qualità per essere anche un po' più incisivo nella proposizione, perché se Nathan e Ostigan hanno fatto molto bene in queste partite, però non impostano il gioco, hanno fatto veramente molto bene e incominciano ad avere anche molto più fiducia nella pressione alta. Oggi hanno tolto spesso nei momenti cardine della partita proprio la possibilità a Lecce di ripartire, molto alti anche di testa, pulitissimi. Noi stiamo prendendo ammonizioni con le ali, 2 ammonizioni a Kvara, 2 ammonizioni Simeone, per dire. Pazzesco. È molto generosa quello lì, tra l'altro un gran primo tempo Simeone, a parte 2 controlli sbagliati, ha una qualità nel far salire la squadra, ha fatto un'azione dove si è andata a riprendere palla, ha fatto sedere la squadra, ha dialogato 1-2, un tiro bellissimo che doveva spiazzare il portiere, l'ha spiazzato, uscito proprio di un alito di vento, col sorriso quando ha segnato Gaetano, che è una mezzala d'attacco, non è il vice Lobotka. Quindi un Napoli in ripresa, personalmente è un po' presto per dire se è nato il Napoli di Garcia. La cosa importante è che muoia il Napoli di Spalletti.
che Interessante, si chiuda, sì, perché che si non è continua a dire... scusa, non ti sì, voglio sì. interrompere, non è un'irriconoscenza proprio io nei confronti di Mister Spalletti, se no quelli siete riconoscenti, già c'è questo polverone delle razziste, no, assolutamente, però è giusto che nasca un nuovo Napoli sulla base di tante cose buone, tantissime cose buone che abbiamo fatto, però si chiuda proprio psicologicamente col passato, altrimenti è come nuotare con i piombi ai piedi e non ce lo possiamo permettere. Che poi, Guido, se tu ti ricordi, anche ogni volta che si giocava contro la Lazio l'anno scorso, è il Napoli di cioè è proprio è dentro di noi questo ritorno al passato, e adesso ce lo portiamo avanti anche con Spalletti, perché poi avendo vinto, figuriamoci. Però sì, è giusto dare un taglio netto, così si liberano anche di testa. Hanno sentito molto la pressione mediatica. Io trovo, poi Truffaut una volta disse che io accetto qualunque critica, ma non amo, lui che è stato un grandissimo critico, raffinatissimo, anche molto appassionato, che mi giudichi un critico che non sappia nemmeno che cos'è un raccordo sull'asse, no? Cioè, sentire giudicare malissimo, come se fosse un idiota, e poi anche a livello personale, gente che è già stento parla italiano, nei confronti di persone che parlano 2 o 3 lingue, che comunque anche un'esperienza non positiva come quella che ha fatto in Arabia, però ogni esperienza di lavoro che ti comporta anche a rapportarti con metodologie, con mentalità diverse, con persone diverse, e dice anche quella che non è stata positiva, intanto sarà un suo bagaglio di esperienza che noi non abbiamo. Allora io lo trovo molto, oltre stupido, molto scortese, però queste cose influiscono sulla psicologia delle persone, quindi secondo me si chiuda la parentesi Spalletti, che non significa essere, lo ripeterò ancora, irriconoscente, non significa cancellare il suo ricordo, assolutamente, ma diventi un album dei ricordi e non la base calcistica per costruire una nuova stagione, sono 2 cose diverse. Quello è l'album dei ricordi, un bellissimo, magistrale, vittorioso, romantico, dite tutte le cose che volete, ricordo, bellissimo, io sono il primo che mi alzo e lo applaudo e lo ringrazio, ma non puoi vivere di ricordi, si deve stoppare la palla bene, si deve tirare bene, si deve giocare bene, quindi altrimenti i risultati non arrivano. Che vediamo, è molto importante per la classifica che abbiamo fare un ottimo risultato con la Fiorentina, perché siamo indietro di punti preziosi, più ancora che Real Madrid, su cui Valerio, l'ha detto lui, vuole dedicare uno speciale. Poi lascio a voi considerazioni, domande, insulti, visto che ultimamente in questi ultimi giorni purtroppo sono abbondanti. Allora, nota positiva a Nathan, Linson non convince, altra papera di Meret, meno male con l'annullato. Mi ricordo questo nome, signor Luigi Bianchi, mi sembrano tutte e 3 osservazioni non ideologiche. Nathan, in serena crescita, non in timida crescita, dobbiamo scoprirlo questo ragazzo. A me piacciono molti difensori che non sbracciano, non fanno falli, che non sono, a me non piaceva Bonucci, Chiellini, però quelli in Italia hanno furoreggiato anche per non solo un sistema mediatico, anche arbitrale che li ha perché sono legato ai crawl, perché hanno una certa eleganza. È lo stesso Baresi, no? O Scirea, che credo non sia mai stato espulso in carriera, per citare anche uno juventino, ma è un gusto personale. Quindi personalmente sì, l'ho visto meno compitino, per quanto non è stato chiamato in condizioni estreme. Non mi convince pure, secondo me, perché non ha trovato le distanze, l'ho visto molto in difficoltà di condizione, a me non interessa che ha sbagliato dei dribbling, perché intanto i giocatori che hanno il coraggio di tentarlo, quello con la condizione come Kvara alla fine, perché Kvara ha un bel numero di dribbling sbagliati prima di farlo. Esattamente. Su quello io non sono diciamo né fondamentalista, però se tu vedi in molti recuperi lui non c'era e vedevi la postura, aveva difficoltà a rientrare, si è preso anche un paio di tunnel. Sì, su Meret è vero che il gol giustamente è stato annullato, sarebbe stato poi carino trovare, puoi sentire tutte le scuse però meno male che è stato annullato, un paio di uscite timide, ma noi sappiamo che il punto diciamo per ora dove difetta un po', secondo me c'era una palla alta dove lui poteva andarla a prendere, invece l'ha vista e poi comunque poi ha difeso bene il palo basso, possiamo dire. Non sarebbe entrata perché
era la posizione giusta, il passo giusto ed è sceso bene a chiudere l'angolo basso alla sua destra, però sul gol non era stato proprio una saracinesca. Addirittura mai ammonito, ci dicono. Scirea. No, credo che ammonito sì, però mi ricordo mai espulso, ma è una tutt'altra classe, infatti come si peggiora da Boniperti a Moggi, da Scirea a Chiellini, c'è qualcosa da Zoffa a Buffon, no? Allora, ti chiede Sergio, come commenta le parole di Pioli che sostiene che la Juve è la prima candidata alla corsa a scudetto? Guarda, sai benissimo Valerio che io suggerisco, soprattutto mio carissimo amico fraterno, ma non scommetto, ne devo farmi bello. Ho detto, secondo me se entro da Valerio mi faranno questa domanda, se avessi 1 milione di euro lo scommetterei con la certezza. No, ma ragazzi, lasciateli dire, questo poi fa gioco delle parti. Io su queste cose è un mio suggerimento, come insegna il mio maestro Black Edwards, neanche un consiglio di me, un suggerimento. Cioè prendetelo a divertimento, nel senso che il Milan dice che la Juve, Allegri dice che il Napoli dice là, non mi soffermerei su questo. La cosa importante è aver dato 4 gol oggi, perché spaventano dopo 4 gol, dare continuità con la Fiorentina. Su queste cose decidessero loro, una sarà favorita. Come si comporterà la tifoseria con Ancelotti? E questo io non sono 55. Io non credo che ci sia asti, onestamente. Mi dispiacerebbe, perché Napoli tanto tempo e tante cose. No, per Napoli è stata sempre calorosa, anche a volte con chi non lo meritava, fredda con chi lo meritava. Io ricordo solamente un paio di striscioni, a parte chiaramente l'autogol clamoroso con Quagliarella, che poi fortunatamente è stato rettificato. Sì, e poi c'è stato quel saluto bellissimo con tutto lo stadio, tutte le persone che sono andate a stringergli una mano, cioè, quindi si può chiedere scusa. Mi fa piacere che mi hai citato, che poi citava un grande professore americano, cosa posso fare per rimediare? Quella mi è rimasta proprio qui, perché cambia tutto il valore. Quello che ricordo che giustamente fu con Mazzarri, perché Mazzarri ci ha preso in giro e non bisogna prendere in giro i napoletani. Ancelotti non è che ci ha preso in giro, non si è il secondo anno innestato bene qualcosa, però non è stato irrispettoso, anzi i figli soprattutto, la figlia è molto legata a Napoli, parole bellissime. Ci rimarrei male perché poi umanamente non ha mai detto nulla contro la città, ha voltato pagina molto velocemente, cioè come hai detto tu non c'è stato astio da parte sua. Insomma, uno può dire un'accoglienza fredda, non calorosa, perché non è, direi che è stato sempre accolto con fiori, un gran signore, ha dato veramente oltre il cuore a Napoli. Quindi io posso rispondere per me stesso, ho detto, sicuramente un rispettoso e signorile applauso da parte mia, però non rispondo per gli altri 54.000. Visto che, Guido, poi ti leggo questa qua, ne approfitto visto che stiamo parlando del Real Madrid, qualcuno in chat a inizio live, prima ancora della live, mi suggerì, visto che ogni tanto qua se li guardano le cose e i suggerimenti vengono colti o meno, la butto lì così, qualcuno aveva detto secondo me sarebbe carino invitare il ministro dello sport nigeriano per la partita con il Real Madrid, per dare così, la buttiamo lì così senza doverla nemmeno approfondire. Potrebbe essere un momento di distensione che non avverrà, però mi sento con la coscienza più a posto se la condivido come idea. Billy Wilde, uno dei più grandi geni della storia del cinema, nonché maestro della commedia, raccontava questo, che la comicità, Valerio, è tutta questione di tempi giusti, non solo dei tempi comici della battuta, no? Che tu devi, è proprio di tempi come opportunità. È come trovarsi a una festa, no? Se ti cadono i pantaloni al momento giusto è grande tripudio di risate, al momento sbagliato è un imbarazzo, se no addirittura può essere un autentico disastro. Io non voglio entrare, poi rispondo a questa domanda, visto che mi hai comunque chiesto indirettamente, furbescamente, come non sei disgraziato, non pare. Ci sono 3 punti, secondo me. Il primo punto, che il livello, e qua così mi rendo antipatico al mondo, ma non frega niente,
purtroppo generale di colleghi è molto scarso da un punto di vista culturale, molto 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 scarso, e quindi non ha neanche gli strumenti, e questo semini giorno per giorno, e la cultura, a prescindere che ti nomina qualche politico, ti mette da qualche parte, però la cultura è meravigliosa perché non puoi improvvisare e non l'accendi e la spegni con l'interruttore, e non è la citazione del libro di Garcia Marquez o queste cose qua che ti rendono, è proprio una questione molto più raffinata che si costruisce nel tempo, perché non basta vedere un film o leggere un libro, cioè devi vederlo, studiarlo con una certa attenzione, e poi puoi anche non avere gli strumenti intellettuali, ma non basta manco questo, perché è proprio la tua apertura al mondo. Poi, questo è un discorso troppo ampio, poi mi dilungo e devo mantenere tempi valiereschi. Il secondo punto è la contestualizzazione, Valerio. Cioè, se io vado a vedere, mi è successo, quindi Checco Zalone, e c'erano tutta una serie di persone davanti a me, che Musone, e fa una bottega, è politicamente scorretto, eccetera. Ma io sto pagando per vedere Checco Zalone, che è un comico che ha un suo stile. Al massimo posso dire, questa battuta, non sto riferendomi a me stesso, sto facendo un esempio astratto, quindi non mi è piaciuto, non applaudo, oppure esco poi dall'arena di Velone, ma quanto è volgare questo comico, ma non mi posso lamentare che ha detto una battuta, perché sta nel suo ruolo, quello di essere un comico con un suo stile in un suo spettacolo, se no veramente stiamo facendo la cancel culture totale. Il terzo livello di analisi, che è quello che poi tu hai inquadrato con molta attenzione, è la contestualizzazione storica. No? Allora, sai, il Napoli è primo in classifica, prima partita la vince, seconda partita la vince, la terza partita la vince, la quarta la vince, la sesta la vince, la settima la vince, l'ottava la pareggia 0-0 a Verona e sbaglia un rigore, c'è comunque euforia, Osimhen scherza su TikTok, te lo puoi concedere. C'è un'atmosfera di tensione data anche da tante situazioni, anche extra calcistiche. Mi spiace che non avete colto una citazione del grande maestro Mel Brooks, che ho saltato un numero, ve la regalo io. In più, come vi dissi, un mio grande maestro ha detto: Guido, tu hai la regola dentro di te della deontologia giornalistica, fatta salva la dignità dell'individuo, no? Ma tu l'hai sentito, Osimhen? Perché se l'amministratore di TikTok dice, prima lo chiama, guarda che c'è questo video, lo stiamo mettendo, ti dà fastidio, e lui dice no, non mi dà fastidio, anzi ci metto la faccina, autoironia, cioè. Quindi ci sono tanti livelli di analisi. Tutti questi livelli di analisi però ricadono al primo livello di analisi, che è quello che poi tutte queste cose sono raccontate e gestite da chi forse in questo momento non ha quella apertura mentale, perché io non posso arrogarmi il diritto di decidere per gli altri. Poi me la finisco qui, poi la potrei specificare meglio, cioè nel senso, io non sono una persona di colore e già mi dà fastidio dire questa frase, come non sono omosessuale, mi dà fastidissimo dire adesso al giorno come oggi questa frase, perché se ci fai caso, anche con le persone che poi dicono no, ma io ho tanti amici, sembra sempre una concessione. È la cosa peggiore che si può dire. E io lo sono impari andato... però quando stai qua, perché quella è una cosa che viene vista come un plus in Italia, ma lo impari quindi, qua. Permettete, scusate questa lungaggine, però è un argomento sensibile, a questo punto vi dico la mia. Quindi io sono andato un po' oltre, crescendo si dovrebbe anche un po' evolvere, però non è detto, uno può solo invecchiare. Quindi anche quelle frasi, no, ma io ho tanti amici omosessuali, queste cose qua, proprio non mi ha per me non è un argomento l'omosessualità, come il colore della pelle. Cioè proprio non è da anni. Il che non significa, Valerio, che non sia un problema. Non un problema per Guido Gentili, attenzione, perché sennò cado in contraddizione. Un problema che comunque determinate categorie sociali diverse in diverse nazioni, perché poi hanno atteggiamenti violenti, omofobi, razzisti, inadeguati, eccetera. Quindi questo è il problema, cioè la percezione volgare e il loro comportamento nei confronti di un essere umano, non una categoria. Infatti già quando dicono una categoria, no, un essere umano, crea un problema, che per me invece non è un argomento. E non essendo io una persona di colore, afroamericano, semplicemente omosessuale, non posso arrogarmi il diritto di dire vabbè, ma una battuta tanto quella no, che fanno, dai, ti dovrebbe far ridere, perché non lo sono. Avranno, ma come può essere una donna, come può essere una persona sovrappeso, che non significa, e torniamo al punto 2,
la contestualizzazione, che uno dice vabbè, non è che poi non puoi fare più una battuta, no, però a parte che ci sono battute geniali che fanno ridere direttamente la persona coinvolta e battute mal riuscite, ma chi stabilisce? Vabbè, quello stabilisce poi la storia, no? Perciò Woody Allen diventa Woody Allen, Billy White Woody Allen, un cretino sui social diventa un cretino sui social. Però ho detto è molto sbagliato, e vedi, ricadiamo al punto 1, l'inadeguatezza culturale di troppi lì, che non può poi dire sì, a me non interessa, no, ma De Laurentiis intendeva che Spalletti era così bravo e perciò ha detto a Capuano questa squadra, ma come no? Ogni persona ha il diritto di stabilire se una cosa è simpatica o non è simpatica. In questo particolare momento storico generale nel mondo, è storico della classifica del Napoli, il rigore, potevi evitarlo. Oppure potevi fare, io insomma di primo acchito ti dico, scusa, avrei potuto fare un video, guarda, tipo con la musica, una di quelle musiche associate all'allenamento sportivo trascinante, tipo Rocky, no? Eye of Tiger, con tutta una serie di rigori clamorosi sbagliati, non parati, ma quando proprio il Thierry che sbaglia scivolando, no? E con scritto benvenuto Osi, adesso fai parte anche tu del grande club dei rigoristi, ma sentendo prima il mio giocatore per sdrammatizzare. Oppure questa è una classe che su TikTok non si può. è quello. Non è così, Guido. L'audio era virale, si utilizza l'audio virale per fare le visualizzazioni, è così che è andata e lo sappiamo noi, ma non lo sanno loro che si stanno offendendo. Giustamente me lo fai notare, e io infatti mi fermo, ma perché io sono un vecchio signore di 50 anni e ho l'umiltà di dire, infatti, che ti ho detto, così come non sono, e non lo toccherò più questo argomento, perché infatti ho permesso, mi dà già fastidio dirlo, una volta detto, io non ho quella capacità, per quanto sia sempre scherzoso e giovanile, però non ho 14-15 anni. Infatti io un comunicato l'avrei fatto in maniera molto diversa di prima acchito, se vuoi sapere. Cioè un comunicato di studio, avrei detto il mondo dei social è un mondo meraviglioso, tutto ancora da esplorare, in particolare TikTok. Ho detto ci scusiamo per l'errore e chiediamo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese. Trarremo, diciamo, tesoro dall'errore commesso, forza Napoli sempre e forza Osi. Questo di prima chi, poi uno l'avrebbe potuto argomentare in maniera diversa. 2 tiri, 2 gol per il Real Madrid, percentuale realizzativa del 100%. Dove può migliorare il Napoli? Non me la sono dimenticata. Il Napoli sta migliorando molto nella percentuale, perché era disastrosa realizzativa. Pensate che il Napoli, anche se di poco, in questo momento ha tirato un po' meno tiri in porta rispetto allo scorso campionato, allo stesso punto, la settima giornata, 135 Spallettone, 128 Garcia, ma 41 tiri in porta rispetto ai 39 e 15 gol, invece abbiamo fatti 16, quindi era crollata questa percentuale sotto i 30, 32, adesso è arrivata al 39, in questo momento della stagione l'anno scorso era 38 e 46, sta migliorando perché era disastrosa quella difensiva, adesso è arrivata al 38, ricordateci che era 75, 71, cioè, ma insomma deve mantenere questa costanza. E poi l'inserimento nelle rotazioni a Juste è fondamentale capire se è un giocatore che non può solo tenere e reggere il campo, ma dare qualità, recuperare la qualità dei nostri terzini. Oggi il Napoli è vero che ha fatto 4 gol, però per molti tratti della partita è sembrato un po' troppo Gigione, che dice posso fare gol in qualunque momento, e invece la dovevi chiudere 2-0 nel primo tempo. Una maggiore incisività, non voglio manco usare quelle per loro, cazzim, cattiverie, che sono diventate veramente logore, incisività sotto porta. Per il resto si vedono veramente grandi segnali di un gioco molto piaroso, anche perché noi abbiamo purtroppo, Valerio, un fardello genetico, almeno negli ultimi 10 anni, che noi non siamo la Juventus. Cioè, il Napoli deve produrre tante azioni continue, e poi ci può essere la partita ogni 15 che
la famosa, vedete la partita sporca, ma non è il DNA del Napoli. Questa partita l'anno scorso non l'avremmo vinta. E infatti appena il Napoli ha incominciato a produrre più gioco con più continuità per più minuti successivi, avete visto vabbè, ma l'Udinese no? Perché il Genova e il Bologna erano Real Madrid, no, assolutamente. Guido, mi era arrivato sia come messaggio vocale sia da vari amici, Davide e anche lo stesso Luigi, la sconfitta dell'Inter, insomma un pochino tutti i tifosi vogliono sapere se l'Inter non è imbattibile, se può avere qualche ripercussione questa sconfitta col Sassuolo. Una domanda onesta, io credo che il campionato italiano è un campionato di un livello molto basso, perché ne lo dicano, dove bastano sfumature per vincere e perdere, e anche sfumature. Noi forse per mancanza di coraggio abbiamo perso uno scudetto con Spallettoni e poi lui ne ha tratto, diciamo, insegnamento e non ha voluto proprio rischiare nulla l'anno dopo. Secondo me, lo scrivevo in privato a Valerio, che se l'Inter avesse passato indenne la partita col Sassuolo, che era in netto miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato, e vinto stasera, dava una bella scrollata alla classifica. Non l'ha passata indenne, addirittura ha perso, e questo ha accorciato la classifica. È una vittoria legittima, il Sassuolo in questo momento sta giocando bene, poi ci sono molti giocatori in stato di grazia che pure hanno i loro mezzi tecnici notevoli, chiaramente mi riferisco a Berardi, e quindi per l'Inter è una sconfitta ammortizzabile, perché se voi dividete in 5 e 4 il girone di andata, se tu fai 12 fai 48 punti, anche se fai 12 diciamo e 11 stai un'ottima media scudetto, quindi i prime 5 partite l'Inter intanto ha un +3 rispetto a questa ideale non necessariamente logica perché è troppo simmetrica media scudetto, bisogna capire le prossime 5, quindi è una sconfitta ammortizzabile, vediamo stasera, certo anche perché 15 punti su 5 ti danno la possibilità, pure che fai solo 10 punti in questo secondo segmento di 5 partite, 5 cioè 10 e 15 dovresti fare 12, 24, 25, stai +1 rispetto a un'ipotetica molto surreale, mi rendo conto, classifica. Però è stata una sconfitta legittima anche di un gran gol, che intanto ha permesso, diciamo, al campionato di non avere un ammazza campionato. Però il Napoli ha 4 punti in meno, perdere già 3 partite non come sconfitte, no? Tu puoi sbagliare 10 partite se vuoi vincere un campionato, ne sbagliate 3 su 5 sono tante, quindi adesso pedalare, c'è da fare molti punti nelle prossime partite e non ti puoi permettere pareggi anche con squadre molto forti come Fiorentina, Atalanta, quindi concentrati sul cammino da fare. Per ora ha accorciato la classifica, questo è abbastanza banale dirlo, ma è anche giusto. Ringrazio Salvatore per le belle parole. Non vado nemmeno, lo ringrazio semplicemente, non vado nella... E Valerio, una cosa, Garcia che è molto criticato l'anno scorso, noi sappiamo che è stato tremendo, era una saracinesca, era un bunker, perché dobbiamo anche incominciare a riconoscere dei meriti. Questo allenatore, visto che si sta prendendo solo insulti, Napoli aveva subito 69 tiri, 21 in porta, il Napoli ha subito 50 tiri, 16 in porta. Il problema è stata una percentuale realizzativa al passivo, cioè di gol incasati mostruosa. Io ho detto non puoi andare avanti col 75-71%, però il Napoli, nonostante, ho detto, su certe cose personalmente non mi sta piacendo e può migliorare, no? Concede qualche tiro di troppo, qualche imbucata, però qualche imbucata, 50 tiri a 69, cioè una media bassissima, cioè 16 tiri in porta sono 2,28 a partita, cioè sì, quindi qualcosa di buono, nonostante i commenti out. Poi lo sapete, nel canale Valerio, a parte la reaction che è giusto che sia emozionale, appassionata, appassionante ed empatica, però dopo cerchiamo di capire come ragiona il calcio. Ho visto cose indicibili, te le devi andare, stai rovinando, lo so che hanno 150.000 visualizzazioni, però come stiamo abbrutendo questo bellissimo sport. Ho detto, trattando un imbecille, una persona che comunque qualche qualità, è ironico, qualche più di me ce l'ha, calma, qualche munizione di troppo, però anche perché veramente appena diamo un fruscio ammonito, la munizione di Cavara ci può stare, però a questo punto se tu metti la manina
e ammonisci, quando trattieni per la maglietta Osi o qualcosa, pure devi ammonire. C'è stato un dislivello. E quindi, parlando dei centrali, insomma, della difesa, quando tornerà Rachmani, secondo voi quale può essere la coppia centrale più funzionale? E quindi andando all'interno, le caratteristiche che distinguono... Bravo, esatto, io spero in base alle partite. Lo dico perché Garcia, stupendo lo stesso De Laurentiis e anche molti miei colleghi, e per questo, come Ancelotti, anche Benitez, tutti questi allenatori di grande profilo internazionale, mentalità, vengono distrutti, parlava di questo, cioè di una squadra che ha una sua identità ma che è un po' camaleontica. E quindi a me è dispiaciuto, e comunque dispiace sempre quando qualunque calciatore anche di altre squadre si fa male, perché sono uno sportivo educato da mio papà e poi maradoniano, cioè io voglio vincere con la squadra avversaria che ha tutti gli effettivi in campo, eccetera. Però ci ha permesso di fare entrare un po' più in condizione Ostica e Nata, in modo tale che quando torneranno Vangeso eccetera, che avranno bisogno anche di qualche partita per rodare, non abbiamo dei giocatori che erano in naftalina. Io spero, per risponderti, che ci sia sicuramente una preferenza per alcuni giocatori, però anche in base alle caratteristiche fisiche, scusate, il gioco di squadra degli avversari, tu, avendoli inseriti bene a questo punto, Ostica, li abbiamo inseriti bene, dobbiamo fare i complimenti a Garcia che ha tenuto duro, nonostante, perché non si vede, perché ha lavorato bene. C'era bisogno del tempo che c'era bisogno, sì. Così non l'ha bruciato, in modo tale che lui, avendoli a un livello buono tutti e quattro, diventa un vantaggio per la squadra e per i compagni. Come l'anno scorso, dobbiamo dire, è stato bravo Spallettoni. Spallettoni intendiamo sempre tutto il suo staff, non è un solo uomo al comando, che è stato gestito molto bene il rapporto tra Mario Rui e Olivera, perché poi uno può essere più qualitativo di un altro, però non ne abbiamo mai avuti in un momento di scarsissima condizione. Abbiamo avuto momenti di buona condizione e momenti in cui qualcuno era in una condizione più che buona, ma sono stati bravi a non farci mai trovare in un momento dove ci troviamo in condizioni scadentissime. Se riusciamo anche con i 4 centrali, visto che intanto siamo stati già sfortunati adesso, è un'arma buona per il Napoli. Oggi abbiamo fatto un gol di testa su punizione, un ricamo come sempre di Zelinski, è un'arma in più che il Napoli. Certo. Ciao Guido, Valerio, amici Bellini e Aranghissà, secondo me hanno regalato un paio di scarpe nuove, sono le ultime 2 partite, secondo me anche se non ancora al top. Sì, ha giocato molto bene, a parte gli ultimi minuti, però glielo perdoniamo perché sei sul 3-0, lo puoi fare per lo spettacolo, un tacco in aria. Un po' di lezioni, ho detto, leziosi. E poi quell'azione trascinante, lui oggi ha fatto anche delle aperture in giochi molto belle, perché ce l'hai i piedi, lì devi aprire il gioco perché puoi andare in 3 contro 2, e se già andate in azione solitaria non serve andare ulteriormente in 1 contro 1, anche se ha fatto delle cose incredibili, che è molto sottovalutato come tecnica Anghissà, perché sembra solo che sia il frangifrutti, non è così. La cosa impressionante è che a volte lui ha questi 2 o 3 uomini, si gira su se stesso, si libera con la palla a piede incollata come se fosse la cosa più naturale del mondo, però si sta tornando in condizione, è abbastanza evidente, cioè, per chi guarda il calcio, intanto godendoselo, quello che io mi sono permesso di dirvi nell'ultima live di Valerio, quindi per niente disfattismo da parte di Valerio e di Guido, e se non ha questo condizionamento esterno, che sembra pure lui un palo della luna, e invece li guarda con pulizia le partite, se le può godere e può apprezzare i miglioramenti quando un giocatore è migliore. Allora, ci sono parecchie considerazioni interessanti. Forse non essendo abituati ai troppi falli, magari non li sappiamo fare nel momento giusto. Questo legato anche al discorso dei gialli. Io credo che l'inizio del campionato sia stato dettato principalmente, credo, ho detto non è la scienza esatta, è sicuramente così, da una condizione non ottimale, perché su questo è sicuro, cioè abbiamo cambiato il preparatore atletico, tutto lo staff e l'allenatore, e che ha anche detto che abbiamo preparato in maniera diversa il campionato, perché è un campionato diverso che non si interrompe, quindi su questo è sicuro, ce l'hanno detto loro. E sapete, Guido non è un complottista, non incomincia di no, così l'agendina, no.
e si vedeva, cioè basta vedere Lobotka. Apro e chiudo una parentesi, quando ti dico che voglio capire Cagliuste com'è, perché cominciamo a dire delle cose belle ai nostri calciatori. Lobotka è un giocatore rapidissimo, Valerio, ma non intendo neanche di piede, il baricè, proprio di testa. Sì. Cioè lui ha già prima sempre la prima, la seconda e la terza opzione di una situazione e poi chiaramente controlli palla, tutte quelle cose che comunque gli vengono riconosciute. E ci sono dei giocatori che nella loro carriera avevano anche i piedi buoni, erano molto lenti. Il campionato adesso è molto ansiogeno, no? ti prestano, cioè, quindi un giocatore veloce di testa. E devo capire, chiudo questa parentesi, poi Cagliuste, che sembra coprire meglio il campo e sembra non avere due stufe tipo Uragano Gargano al posto di piedi, quindi sembra avere qualità, una bella postura, testa alta, eccetera, se ha questa rapidità di pensiero che ha Lobotka. E vedete come alcuni giocatori, l'esempio più spettacolare, anche riconosciamolo, è quello di Kvara, sta entrando in condizione, gli riescono molto di più i colpi, ne tenta molti di più in partita, perché poi senti la gamba che ti risponde bene. Oggi il gol è principalmente suo, perché ha fatto un'azione meravigliosa, una palla alla Bruno Conti, per citare un altro grande, anche se non quelle che no, basta spingere, l'ha messa anche bene, quindi sta tornando la condizione della squadra, che Garcia ci ha detto che è impostata perché non dobbiamo spiaggiarci. E qua si ricollega anche a quello che dice Alberto, l'ipotesi del calo oltre al gioco non funzionale di Garcia, viene da pensare che aveva ragione quando disse che mancava la motivazione. Spalletti diceva la vena, cosa ne pensi? In effetti sì, Guido, perché noi analizzavamo le cose diverse che vedevamo da Garcia, però anche alcune prestazioni individuali erano al di sotto dei loro standard. Sì, ma questo sempre con una massima serenità. Ed era una delle problematiche, un paio, no, che io vi avevo sottolineato con largo anticipo nel corso della fine del campionato. Ho detto attenzione, che guarda che giocare da campione d'Italia, soprattutto per chi non ha vinto 1, 2, 3 scudetti, quindi anche quello ti fa esperienza, è un po' diverso, ti devi abituare che casomai una squadra retrocede, ma l'unica partita che vuole fare della partita è quella lì. Psicologicamente certe cose le hai tentate, non le tenti più perché l'anno scorso hai fatto il gol. Subentrano tanti meccanismi e quindi bisogna ritrovare quella proprio quando tu sei affamato e assetato, no? Come nella detto, quella fame, come se non avessi vinto nulla, hai detto io mi devo andare a prendere questo scudetto. Però queste cose, che se ne dica, Valerio, che sono grandi cretinate quando dicono l'allenatore, il motivatore, deve essere psicologo, perché altrimenti non si spiegherebbero nella storia del calcio, nella storia di un campionato, delle partite, come alla fine sei bravo tu. Visto che lo stanno, lo citai una volta, condannando il Salamenza a livello di Fantozzi, Mourinho, che è uno degli aneddoti più divertenti che ha raccontato, che una partita di Champions dove era senza attaccanti con Balotelli ammonito, disse io spesi 14 dei 15 minuti dell'intervallo non per parlare di tattica con la squadra, cioè per parlare di Balotelli, mi raccomando, sei ammonito, non andare a contrasto, non protestare quando lui non fa niente, se non ci va a mettere la calma, a me sta bene, mi raccomando, 14 entra in campo, pochi minuti, boom, si fa buttare fuori, eccetera. Quindi i giocatori poi alla fine devono trovarla dentro. Uno può contribuire, l'allenatore, la società, un ambiente, a non tanto peggiorare le cose, non farti andare in ansia, però se poi tu non le trovi dentro te, non le trovi. Quindi loro devono ritrovare questa fame. Chiaro. Anche perché io, cari azzurri, noi vi lancio non una sfida, un suggerimento. Io Guido lancia suggerimenti, come l'anno scorso, e hanno portato bene. Dice vabbè, ma noi siamo nella leggenda, il terzo scudetto, potete diventare super leggenda, l'unica squadra a parte quelle due tre a fare la doppietta, il Napoli che fa doppietta, superiamo la Roma nella classifica scudetto, quindi c'è una sfida in realtà all'interno della sfida che è abbastanza succulenta, non è trascurabile. Caspita, anche per rispondere alle parole di Trevisani che diceva questa squadra solo con Spalletti funzionava, detto, è stato importante ma sì, quando ho detto troppi colleghi, è stata importante la vittoria dell'Udinese
perché intanto loro hanno visto sul campo che possono giocare bene anche con un altro allenatore. Prima ancora ti ho detto di far paura agli avversari, fidati. E oggi Napoli, sì, noi siamo perfezionisti, Guido soprattutto, però ha giocato benino. Il benino del Napoli se lo sognano tante squadre, cioè tu hai visto probabilmente Juventus Lecce, io mi prendevo a schiaffi. Mamma mia, bruttezza rara. Bruttezza qua. Di Lorenzo le cose belle, Di Lorenzo che fa la storia per Gaetano e JJ che commenta il post di Nathan con bravo figliolo. Sottoscrivo che Nathan scrive i suoi post da solo e si nota qualche errore grammaticale. Quindi una parola per Gaetano. Io avevo ricordato le parole di Spalletti prendendo una tua cosa, cioè che Spalletti aveva questo rammarico di non averlo mai utilizzato. Dimostra che insomma sto ragazzo potrebbe giocare titolare in parecchie squadre di A. Allora, noi dobbiamo poi, diciamo, il campo mi smentirà, figurati, se mi smentisce che secondo me non è il vice Lobotka, che non significa Guido Gentili sta bocciando. Questo ragazzo ha molte qualità tecniche, quindi un po' come hai detto tu, ti ho ascoltato un attimo come Raspa, come era Fabian Luiz, che poi migliorò molto arretrando. Sono giocatori che vedono la porta, ci ha fatto un gran gol, Gaetano. Cioè comunque lo mette a fin di palo il pallone, sì. Poi dici stai vincendo 3-0 e la mente libera, cioè. Però sei tornato da una frattura al piede, cioè, intanto ha fatto un gran gol. È un ragazzo che ha qualità e secondo me ha qualità dalla tre quarti in su, poi può darsi che diventerà un grandissimo Pirlo, cioè. Quindi bisogna vedere al posto di chi alcune partite li fai fare mezz'ora. Secondo me oggi Garcia ha fatto benissimo a far giocare Simeone perché deve entrare in condizione e ho visto che la gamba, perché come ha detto lui, io avevo l'anno scorso tutti marziani, ma anche quest'anno lo sono, però mi è sembrato motivato per guadagnarsi i minuti. Spallettone lo disse di Lautaro Martinez e lo presero per pazzo e adesso è un pezzo forte dello scacchiere dell'Inter. Si è detto che questo ragazzo è forte, io voglio credere che Spallettone è forte. Si tratta di capire quanto riuscirà a giocare, e questo, perciò ho detto la classifica Napoli è brutta, non perché perché ovviamente con una classifica molto buona, rosea, determinate partite, oggi Garcia è stato bravo, ripeto, anche nella gestione del cambio degli uomini, ti puoi concedere non degli esperimenti, perché quando devi cercare di vincere entrare nelle prime 4 non ti puoi concedere nessun esperimento, non sono esperimenti, sono calcoli ragionati, quindi non li chiamerei manco esperimenti, però ti puoi concedere, no, oggi Gaetano parte titolare e per 45 minuti è lui, poi c'è la staffetta concordata, però questi ragazzi devono giocare perché la qualità ce l'ha, e dalle poche indicazioni che una stagione un pezzettino è iniziata, mi è sembrato anche lui abbastanza garbato e concentrato. Poi è importante non perdersi, però non è facile ritagliarsi lo spazio con davanti, e l'ha detto anche Garcia, il Napoli ha qualità, gli manca il vice Lobo alla fine, vedete, perché Gaetano un'altra pedina nello scacchiere dalla tre quarti in su, però davanti la qualità c'è, dobbiamo capire adesso per esempio Listo com'è, diamogli tempo. Però quelli che l'hanno detto, il Napoli ci ha guadagnato al posto di Lozano sulla base di nuovo di quale calcolo statistico calcistico ha cominciato a sinistra, vocale di Versatile. Ciao Guido, come stai? Senza girarci intorno, mi sa che sta per scoppiare, o se non sia scoppiato già il caso Elmas. Secondo me Garcia non lo vede proprio, per questo ha inserito Caiusto prima e Gaetano dopo. Che ne pensi? Guido, integro il vocale di Fabio, perché qualcuno lo stava scrivendo in chat, io vi leggo, siete bravi e siete interessanti, che forse lo vede più in attacco, lo vede più come sostituto in attacco Elmas che non a centrocampo. Quello che posso dirti, ero preparato, diciamo, ci perdo troppo tempo, dice mio fratello, perdi un sacco di tempo, tu aggiornare tutte le cose in tempo reale. Elmas a questo punto della stagione, l'anno scorso in campionato aveva giocato 257 minuti e già erano pochi, si lamentava, quest'anno 110, quindi a meno 147, a parte Rahmani, il mio primo amore la panchina.
è bravo, e quindi era già scontento. A parte Rachmani, che per ovvie ragioni è infortunato, è il giocatore che segna il minutaggio meno 285 minuti. Tu pensa, Zerbin ha giocato 61 minuti, cioè Anguissa 45 minuti in meno, ma ricordiamo partiva infortunato. Sì. Poi Elmas meno 147, Gaetano meno 9, aveva giocato 21 minuti a questo punto della stagione, Kvaras meno 66, Rachmani meno 285, Zerbin, tutti gli altri più, Di Lorenzo più 3 minuti rispetto all'anno scorso, JJ più 295, Lobo più 63 minuti, vabbè, poi Oliveira più 188, Osimhen più 134, Ostinger più 298, Politano più 95, Raspadone più 77, Simeone più 42. Quindi è il giocatore che sta giocando proprio poco. Non pare che non voglia rinnovare, però per esempio la partita che è entrata con l'Udinese fa 2 serpentine, la qualità ce l'ha il ragazzo. Di nuovo, come l'anno scorso è stata una chiave dello scudetto, non possiamo permetterci il lusso di perdere pedine importanti nello scacchiere del Napoli, delle rotazioni. Il sospetto di Fabio non possiamo dire che è assolutamente infondato e vuole male nel Napoli. Ha basi, intanto ha delle basi di minuti, i minuti non mentono. 19, 13, 0, 47, 21, 10 e 0. Questo è il minutaggio di Elmas. Lo schiera titolare con Real Madrid e ha fatto 30 minuti. Non penso proprio, però vabbè, no. sarebbe interessante, perché poi tra l'altro ricordiamo che Elmas, anche lui molto giovane, ma è uno di quelli che secondo me ha più esperienza internazionale tra la sua nazionale, quindi sono partite che lui conosce. Nel frattempo segnaliamo 1-0 del Milan con Pulisic o Pulisic a seconda di come lo volete chiamare. Non mi ci fare pensare che abbiamo perso contro la Lazio del maestro Sarri, che non è... poi può darsi che ne vince 7-1 stasera, però Valeria diceva proprio questo: la Lazio è carne da macello per tutti tranne che per noi. Io mi auguro che fra qualche anno, quando andranno in pensione determinate persone, qualcuno, e non voglio essere io perché vorrò continuare a scrivere, mi devo mettere sotto solo libri di cinema, qualcuno scriva con una certa onestà, senza la retorica del comandante un po' sul maestro Sarri, pregi e difetti, ma diciamo il racconto è molto falsato, pregi e difetti, sia chiaro, calcisti e umani, e non solo pregi, comandante. Però non è arrivato ancora il momento, perché c'è troppa nebbia. Certo, lui il suo campionato è quello, battere il Napoli, come era il Napoli quando doveva battere. No, beh, se perde oggi la quarta sconfitta su 7 sono... perché poi non si mette in discussione, ma quei numeri lì di solito. Secondo voi, dopo queste ultime 2 partite, Garcia ha capito che deve cambiare tra il 65 e il 70esimo? Guida, a me sono piaciuti i cambi, ma secondo me c'è anche il fatto di tutti questi incontri ravvicinati, insomma, ha gestito anche le forze, immagino. Cioè non penso che sia di base che farà così. Beh, l'anno scorso mi tolsi questo sfizio, che non ha fatto nessuna trasmissione, che vi facevo vedere come cambiò il minutaggio, allungandosi tra l'altro verso la fine della partita, dei cambi di Spallettone tra la prima parte della stagione e la seconda, quando era più conservativo. Lo sto monitorando e tutte le varie cose che mi riesco a segnare, però diciamo sono 7 partite, quindi ce l'ho, ho detto, però insomma cominciamo a vedere poi uno storico più importante, però è una di quelle cose che nessuno ha nessun interesse, però mi piace catalogare, quindi fa piacere che poi dipende anche la partita, tu puoi stare sullo 0-0, se 3-0 e 3-0 e non giochi il mercoledì, quindi però chiaramente quando tu hai uno storico di 20 partite vedi che ha una certa abitudine a ritardare il terzo, il quarto cambio, il quinto cambio, cioè adesso sono 7 partite più uno, scusate, vediamo che cosa succede. Guido, aiutami con la memoria, perché io sto dicendo a quelli che mi chiedono di Osimhen che non esulta, insomma, così, che comunque non esultava, cioè quando esultava l'anno scorso esultava di rabbia. In generale non lo vediamo sorridere dopo i gol, anche prima di questa storia di TikTok.
No, ma voi forse ricordate male, cioè sono a volte le persone spinte da questa... È stata analizzata proprio male questa situazione, poi troppi colleghi hanno messo il giocatore contro i tifosi, vabbè, dicevo, noi ci siamo offesi, ha tolto di con la canonica. No, ma voi vi rendete conto che a volte ci sono colleghi che, siccome tu dici che Meret non è buono, pigliano, interrompono l'invito dalla chat, eccetera. Poi chi è senza peccato scagli la prima pietra, e hanno 60, 70 anni, 50 anni, non che me la sto prendendo con loro, però ho detto, questi sono ragazzi, ma sono professionisti, anche noi lo siamo, io in un altro settore, diciamo, questa è un'amichevole partecipazione con Valerio, per quanto 2 iscrizioni all'albo, eccetera, però qualcuno potrebbe dire siccome non sei lautamente pagato non vale niente il tuo apporto. Me lo dico da solo in modo da togliere il terreno perché quella è la valutazione, non la qualità del tuo lavoro. Questo è un discorso delicato. È tutto molto infantile. Io sono la persona meno adatta al mondo a parlarlo, perché non sto su Instagram e colleghi mi dicono guarda che io ho incominciato a partecipare a un certo livello perché mi contattano su Instagram. Ho detto mamma mia come ci siamo ridotti male, se la qualità del mio lavoro non è più la qualità del mio lavoro, ma solo se sto su Instagram metto delle foto, è cambiato tutto. Però il ragazzo spesso è rincacchiato anche partite dove non è successo niente, è il suo carattere. Questa situazione è una situazione molto delicata. Tra l'altro si sta parlando sempre del rinnovo di Osimhen, ma noi non sappiamo per esempio la data della scadenza del contratto del suo procuratore, che potrebbe essere diversa rispetto alla data del contratto del Napoli, nel senso il contratto è vero, ci fanno sapere che potrebbe essere il 31 dicembre la scadenza di Calais, il che significa che se non rinnova qualunque operazione resta a Napoli, resta là, diciamo i vantaggi economici saranno dell'altro professionista, quindi le situazioni sono molto intricate. Dice vabbè, ha cancellato le foto, cioè, quanti anni ha? 24 anni, è una bambinata, ma voi vi ricordate che cosa facevate a 24 anni e non avevate la responsabilità? Lo so che guadagnano benissimo, soldi che noi tutta la vita non metteremo insieme, però uno si deve anche ricordare cosa faceva. Ma cosa fanno i nostri colleghi? Cioè, i litigi via Twitter, cioè, uno che poi mi sono accorto che comunque l'hanno radiato dall'ordine dei giornalisti, ha detto delle cose con volgarità altro che omofoba contro Pistocchi, eccetera, che ti mandai Valerio, cioè, c'ha più della mia età, no? Ho detto, ma per una partita di calcio tu hai per degli episodi arbitrali, tra l'altro che erano totalmente giusti, usi questo linguaggio così osceno, quindi la situazione è molto cambiata. Purtroppo noi abbiamo seminato in questo ventennio malissimo e non la puoi cambiare in un momento. È una situazione delicata dove tanti hanno torto e pochi hanno ragione, diciamo. Questa, quando vorrà esultare sarà libero di farlo. Anche Maradona delle volte non esultò, la gente si dimentica che veniva fischiato. Io lo ripeto sempre, dice no, non è vero, no. Una domanda un pochino off topic, sempre calcistica, ma off Napoli. Come difensore centrale, meglio Baresi o Maldini? Mi litigo con gli amici. Baresi come difensore centrale. Maldini però, penso verso la fine della carriera è stato spostato un po' più al centro, a 3 o anche centrale nella difesa a 4, però tutta la sua vita sulla fascia. Però sono sfumature, comunque sono stati, e lo diciamo con grande serenità, col sorriso, perché noi abbiamo un'altra impostazione, Valerio e io, come sportivi, due grandissimi calciatori, purtroppo non del Napoli, però è stato anche più bello in quegli anni la rivalità. A volte abbiamo vinto noi, di meno di quanto a volte hanno vinto loro, molte volte. Però, insomma, oggi abbiamo difficoltà a avere calciatori del genere, però ogni calciatore è anche figlio della sua epoca. Lo vedrete molto bene, visto che Valerio mi vuole coinvolgere proprio per farsi male in questo amarcord con Real Madrid. Mi aiuta un po' la memoria. Ci divertiremo. Scusate se vi assillo, ma Nathan ha appena pubblicato una foto con Ostigard in cui si abbracciano e è scritto andiamo fratello, non è facile prendere in mano una difesa in 2
specie così giovani, ma non è nessun assillo, anzi sono tutte... Va bene che si sta creando entusiasmo, cioè, io che non sto su quindi voi mi rendete partecipe di cose che non vado a vedere, ma io non ci trovo nulla di buono, anzi, scusate, io ci trovo tanto di buono che c'è felicità e entusiasmo dopo che c'era una grande depressione. Tra l'altro non stanno offendendo nessuno, quindi ricordiamoci che è un gioco, lo so che è ben pagato. Secondo te è possibile che il Napoli, sapendo che Elmas andrà via prima o poi, stia dicendo a Garcia di inserire Gaetano più spesso nelle rotazioni? Aspettiamo 10-15 partite prima di farci prendere la mano da valutazioni. Veramente sei un po' sul furio in queste cose, per maloso. Però innanzitutto io penso sempre questo, tranne che tu sia il peggiore imbecille della storia, e Garcia non lo è. Intanto gli allenatori, forse peraltro per salvare il loro posto, cercano sempre di far giocare i migliori, poi possono non trovarsi con alcuni giocatori. Certo, ci possono essere delle disposizioni, tu senti la pressione, pensate quanto era ingerente Berlusconi nel Milan, cioè, e quindi di una certa valorizzazione di Raspadori. Però diciamo, vediamo questo proseguo del campionato. È un giocatore comunque da valorizzare, perché le qualità ce le ha fatte anche vedere l'anno scorso. Comunque aspettiamo, nel senso, io non ti dico no, non è vero, sì è vero, cerchiamo di vedere una quindicina di partite. Certo, dopo 15 partite, quasi metà campionato, dici non sta giocando più, non puoi, diciamo, far finta di nulla, però. Chiaro. Mi hai appena fatto tornare in mente quell'erroraccio di Francini che permise a Brutagegno di involarsi e fare il 2-1. Ci divertiremo, ragazzi, è una promessa. Abbiamo fatto 1-1, non 2-1. No, infatti, quindi Guido andrà nello specifico, nei meandri della memoria. Che fa la Lazio? È sull'1-0 in questo momento il Milan, 1-1 Immobile, proprio che è successo? Proprio nel momento in cui leggo arriva 1-1 Immobile. Vediamo, controlliamo. Io tifavo per il pareggio, Fabio voleva la sconfitta di tutte e due, gli ho detto che non è possibile. Ho detto, ma non è possibile? Ha detto no, non è possibile. Ma sportivamente il pareggio, perché da un punto di vista, scusate, utilitaristico, perdono 2 punti tutte e due, però chiaramente che vinca il migliore, non è che sto gufando, io non amo gufare, è una cosa proprio no. Ciniash, ma tu vivi nel futuro, a me l'app ancora non mi dice niente. Non lo so se è già successo, siamo noi in ritardo a New York. La mia domanda mi ha fatto non lo so. Allora, nel frattempo rispondo a Nick e tutti quelli che siete molto carini, che vi siete preoccupati per l'alluvione. Non si dovrebbe nemmeno chiamare alluvione. Ha piovuto tanto e non tutte le strade hanno retto. Tutto bene nella mia zona, non vi preoccupate. Questo Immobile nemmeno sta giocando, quindi probabilmente è una previsione, cioè arriverà il tiro di Immobile. Infatti leggevo 70 minuti in panchina per Immobile, forse entrerà, e quindi la tua è una previsione sciniascia. Vediamo cosa succede. La quarta sconfitta in 7 partite. Calmi, non è ancora finita, non diamo per scontato la cosa. Buonasera, dice Raffaele, doveva segnare i rigori e zittire tutti. A proposito, Guido, questa è una delle cose, al di là di tutto quello che è successo. Tu, Valerio, mi hai insegnato una cosa molto bella quando si perse una cosa, e con una gentilezza e una generosità mi aiutasti per la sigla, eccetera, perché mi dicessi quella frase che mi è rimasta, che poi la filosofia dello spallettone, no? Di trasformare un imprevisto in una possibilità. E ci pensavo prima, perché, scusate, non voglio sembrarvi antipatico più del mio consueto standard di antipatia stasera. Adesso secondo me me la chiederanno, perché pure io mi sto interrogando, no, sul rigorista. Allora, la cosa importante è che il primo patto, che i rigori, se c'è, ce li assegno. Questo è il primo punto, che io non lo darei per scontato. Quindi intanto non diamo. La seconda cosa, che è molto importante, perché prima te lo devono assegnare, non puoi segnare se non te lo assegnano, è che noi lo segniamo. Quindi che sia una percentuale, adesso è il 100%, perché 2 ne abbiamo sbagliati. Io qui stai dicendo una banalità, intanto segniamoli. Cambiare rigorista sempre
E lancio questo suggerimento a Garzia, che non ha bisogno di me perché sicuramente ha delle preparazioni e strategie magistrali, però sicuramente può togliere totale certezza agli avversari. Intanto tu non sai chi te lo andrà a battere, perché c'è una rosa di 4, 5, 6 giocatori. È vero che te li studi, però se tu hai visto come Insigne, no? 10 rigori in stagione di Insigne, hai visto che ha battuto tutte e 10 ad incrocio dall'altro lato del portiere, no? Quindi alla destra, no? E non ad aprire, detto provi a buttarti leggermente in anticipo là. Se ne ha battuto uno Politano, uno Elmas, come si chiama, è vero che ti vai a vedere, però l'anno scorso Politano, quest'anno come ti stai battendo, ne ha battuto pure uno. Quindi il mio suggerimento è trasformiamo questo imprevisto che ne abbiamo sbagliati, chi è rigorista, e anche qui tutte le trasmissioni, il Napoli non ha un rigorista, no, il problema sono le punizioni, no? Il Napoli ha non un cecchino, però potremmo trasformare questa cosa in un fatto che cambiando sempre, avendo ogni volta un giocatore meno pressione e il portiere non sa comunque con certezza, potremmo diventare addirittura più incisivi. Voglio vederla positiva. Interessantissimo. Quindi adesso sta entrando Immobile, quindi Ciniac, vediamo se la tua è stata un'intuizione verso il futuro. Nel frattempo mando un abbraccio a Peppe Di Palma, che siamo a 16 mesi di membership, quindi 16 il mazzo, che comunque serve. E Guido, a questo punto, se dovesse finire così, ma Sarri rischia l'esonero? Ma noi ci stiamo già preoccupando, tutta la stampa contro Garzia, non mi devo preoccupare del maestro Sarri, non me ne può fregare di meno, sinceramente, detto proprio con tutto il bene possibile e immaginabile. Sì, però nella onestà qualcuno ha parlato già di Conte, del sostituto di Garzia, ma noi l'avevamo subito detto che non sarebbe avvenuto, quindi era veramente una non notizia. Non sa fare come Conte, anche Sarri non sanno fare le due competizioni. Io l'avevo detto, infatti non l'ho messa nelle prime 4, mi faceva un sacco di risate. L'anno scorso ha fatto solo una competizione, Sarri trovava solo scuse nell'Europa League, quindi poi può darsi che da questo momento vince tutte le 30 partite, 31 che mancano, cioè, però ripeto, non è un problema mio. Io non auguro un infortunio né l'esonero a nessuno, sempre per la ragione di sopra, che sono sportivo, cioè, però che mi dovete chiedere di preoccuparmi del maestro Sarri, cioè, no. Non penso che lo titolo esoneri subito, però chiaramente se ancora non è finita la partita, perché insomma le partite durano il tempo più il recupero, quindi sono 14 più recupero, però insomma se la vedranno loro sicuramente ci sarà un'aria molto elettrica. Io ve lo dissi, sono molto arrabbiato per quella sconfitta. Lazio in crisi di gioco, di risultati e di nervi dentro e fuori, diciamo, lo spogliatoio, e continua questa crisi di gioco, di risultato e di nervi, anche se adesso non sto vedendo il secondo tempo perché sto con voi, quello recupero. Serena, ti ringrazio prima di tutto per le parole sul video che ho fatto ieri, che ovviamente qualcuno ha capito e qualcuno no. L'ha visto la mia statistica in settimana sulle palle lunghe a terra, è possibile siano più utili nel gioco di Zielo, che mi sembra ancora più efficace. Molto interessante questo, perché io, Guido, avevo scavando, perché sto cercando anche altri siti che mi danno un pochino più di dati, perché ero curioso su questa storia delle palle lunghe, no? Si dice sempre che se il Napoli fa la palla lunga, intanto con l'Udinese ne abbiamo fatte 30 riuscite e 50 tentate. Però volevo spiegare agli amici bellini che la palla lunga non è solo la pallata che fa il difensore diretto verso Osimhen, ma anche il passaggio sulla stessa linea che fa Mario Rui per Kvara scavalcare, lo stesso Di Lorenzo. Quindi la palla lunga va intesa bene, va capita bene. Anche un campo di gioco oggi ne ha fatti, ma insomma altri falsi miti di gioco in orizzontale, pure quello è una palla lunga, ne ha fatti belli. Altri falsi miti, visto, apro un po' di statistiche. Vai. Diciamo l'anno scorso, che noi sappiamo che siamo stati dominanti per il possesso palla, in questo punto della stagione Napoli aveva 59,71, che è insomma abbastanza bulgara. In questo momento della stagione Garzia ha 59,85. È chiaro che è cambiato un po', diciamo, Spallettone che passava di meno rispetto al precedente, Gattuso, cioè, e poi in questo punto della stagione aveva 3.240 passaggi completati, una media quindi di 462,8 passaggi completati, non tentati.
In questo momento della stagione Garcia ha 3.406 passaggi completati, non 3.200, quindi con 486,57 passaggi completati. Capisco che i tuoi, diciamo, fratelli io odio quando definiscono Valerio YouTube, no? Che hanno 150 miliardi di visualizzazioni, urlano e chiedono le sono di Garcia, cioè, però non leggono proprio nulla. Dice, sta distruggendo il giocare. Prima giocavamo senza, per esempio, abbiamo percorso in media 1,8 chilometri in più, siamo a una media di 107 chilometri rispetto a 106, con un aumento e stiamo andando alla stessa velocità di media, 6,5. Poi ovvio che devi fare i punti, cioè, però piano piano io sono fiducioso, una volta che la condizione diventa buona e che i ragazzi soprattutto hanno fatto questo switch, io spero che siano detto, ma noi sappiamo giocare bene, non è un fatto che non potremmo giocare bene, sappiamo giocare bene, giocando bene noi vinciamo, torniamo a avere un approccio dominante alle partite, che non significa che dobbiamo stravincere il campionato, a me basta il terzo posto, un trofeo e quarti di finale, quella era la mia. Però diciamo, i numeri me li voglio pure studiare io, poi la composizione è un compito che mi do io a casa, anche se devo tornare a fare un video, visto il warning che ho preso, è la composizione dei passaggi. Però per esempio quest'anno, se tu vedi nelle varie partite, non c'è una partita dove tu hai scelto, cioè ogni partita è stata diversa, scusa, perché a volte il Napoli era dominante solo in un lato, no? A sinistra. Invece quest'anno ci sono delle partite dove è stato dominante a destra, delle partite a sinistra. Cioè l'ultima partita con l'Udinese, anche per i movimenti senza palla di Zielinski, Mario Rui, che ancora non è ai livelli che noi amiamo nei Mario Rui, però è molto forte in appoggio sul clave. Il Napoli ha giocato molto di più a sinistra, delle partite noi abbiamo visto giocava più a destra, cioè, quindi questa versatilità io spero che sia una delle armi vincenti di Garcia, che poi alla fine spero, perché non voglio, io non ho detto che questa sera abbiamo vinto, io con la Fiorentina è una partita delicatissima e devi continuare a macinare i risultati, però questo giocattolo strarotto e rotto, non so se incompetenza o faziosità, e anche qua non posso rispondere per gli altri. Non c'è più tempo per leggere, dice giustamente, la gente scrolla e basta, infatti anche gli short hanno un canale a sé, consiglio pure a Valerio di crearne uno ad hoc. Pietro, io impazzisco se creo qualche altra cosa, già sto cercando di utilizzare un pochino di più X per arrivare a più persone, ma sono tutti modi di fare informazione diversa. Vado al manicomio, grazie comunque per tutti quelli che hanno la pazienza per seguirmi dappertutto. Io anzi sto andando proprio in controtendenza, i video stanno uscendo sempre più lunghi, cioè io sono arrivato a 29-30 minuti. Ciao Valerio, dice Gianni, come vedi il non utilizzo di Zanoli finora? Rischiamo di nuovo di darlo in prestito a gennaio come l'anno scorso? Peccato, perché queste sono le partite dove far rifiatare Di Lorenzo. Guido, io lo volevo con l'Udinese, poi giustamente io dico pure a Garcia, sono 5 cambi che può fare, almeno ci ha fatto vedere Gaetano, gli è andata pure bene, metterli tutti è impossibile, però guarda, bisogna ragionare per buon senso. Intanto tu non eri settimo in classifica, devi recuperare, è sempre quel discorso, non ti puoi concedere se vuoi fare un campionato di esperimenti. Hai anche cambiato un po', perché hai cambiato Olivera con Mario Rui, c'è una difesa totalmente nuova, cioè uno deve valutare, è proprio, non è tanto solo la bravura o meno dell'avversario, e parentesi, Lecce 4 partite in casa, 3 in campionato e 1 in Coppa Italia, tutte e 4 vittorie. Di Lorenzo, che in questo momento è sembrato un ottimo capitano, non so, nelle dichiarazioni, probabilmente anche nello spogliatoio, per guidare la squadra fuori da queste sabbie mobili in cui ce l'avevano un po' messa. Quindi calma, capito? Cioè, già non è la difesa tra virgolette titolare, può darsi pure che lo diventa, perché questi diventano talmente forti. Però il problema è che un ragazzo giovane, invece, andando nello specifico, che dovrebbe giocare molto perché deve sbagliare, fare esperienza, migliorare,
E questi sono dei ruoli dove tu vuoi prendere, non dico un vecchio campione, un giocatore che tu dici va bene che mi faccia mezz'ora ogni tanto, perché intanto ha ormai la sua struttura calcistica da permettere di essere concertato e pronto per quella mezz'ora. Questo è il peccato, è un peccato originario, nel senso che se tu ti tieni un ragazzo così ed è il vice di Lorenzo, è uno spreco per tutti, per il Napoli perché non lo vede mai e ha bisogno di far riscattare, e per il ragazzo che dovrebbe fare tutte partite titolari come l'anno scorso. Quindi, secondo me è un peccato originale di partenza. Sì. Sì, ovviamente Pietro mi insiste, quella non è informazione, è comunicazione per far crescere tutto il canale. No, ma io studio e non vi preoccupate. C'è un cap, c'è un limite che secondo me non posso superare per il tipo di cose che faccio, però la crescita è costante e mi sto divertendo. Guido, qua è interessante, i numeri non dicono tutto. Come quantifichi la pressione psicologica con cui una squadra riesce a far giocare male l'avversario? Esattamente, Antonio, proprio quello che dicevamo, cioè giocare con lo scudetto addosso, che già abbiamo visto nel finale della scorsa stagione, gli avversari che si vogliono togliere lo sfizio da te, però tu dimostri che sei battibile quest'anno e quindi l'avversario prende un po' di fiducia. È proprio tutte le cose che stavamo dicendo, invece di dire Gassi out. Io ho sempre detto, è fondamentale, nello sport è fondamentale, ma non lo dico io che non ne azzecco una, anzi li azzecco ma solo per fortuna, cioè, leggetevi qualunque storia, biografia, racconto di grandi giornalisti, che sia il tennis, la pallacanestro, cioè la Black Mamba di Kobe, buonanima, no? Quella mentalità vincente che era riuscito a inculcare ai suoi compagni, cioè, è così, cioè Magic che è costretto a giocare pivot al posto di Karim infortunato, lui che era il play dei Lakers, cioè, diceva, quindi i Lakers perderanno perché addirittura mettono il play fuori ruolo, eccetera, ma quella mentalità vincente, lui di Pat Riley, cioè, che sia il football, che sia la mentalità, il problema è che ci siamo fatti vedere deboli e feriti e lo squalo va dove vede il sangue in acqua, no? Adesso deve tornare quella forza, quella compattezza, torna la brillantezza, tornano i risultati, tornano i gol, e vedete che se si prosegue su questo, ma la psicologia è tutto, però i numeri ti aiutano, permettimi Valerio, no? Dopo, chiaramente guardando le partite, riguardandoli, studiando, perché sono freddi e non puoi strumentalizzarli come si fa purtroppo su certe cose nel racconto del calcio. Su una singola partita ok, ma su un numero elevato di partite, se tu vedi certe cose che si ripetono con una frequenza, una costanza incredibile, non puoi farne a meno, non è che dici no, non è vero, è colpa del commessario, la pioggia, il vento, le cavallette, non è stata colpa mia. Mi servono tutte le cose, ma nello sport, soprattutto agli alti livelli, poi la differenza tra vincere e non vincere è fatta da sfumatura, mentalità. Perché Maradona era forte? Perché aveva la testa forte prima ancora che i piedi. Tu mi citi Maradona, mi è capitato oggi, parlando di scorrendo, no? Scorrevo su Instagram e ho trovato un'intervista di Velasco. Okafor 2-0? Okafor. Quindi purtroppo la previsione del nostro amico Bellino è arrivata. Io però l'avevo detto all'ottimo Fabio, lui sì, citazione dei Blues Brothers, del grande John Landis con il compiantissimo John Belushi, con quegli occhioni azzurri che poi convince Carrie Fisher, anche lei compianta, mamma mia quanto ci mancano le star del cinema. Grande citazione dell'amico Bellino. 2-0, no good per la Lazio e no good per il Napoli, perché il Milan si riprende la testa. È chiaro. E ti dicevo, vedevo Velasco che parlava di Maradona e spiegava come Maradona, ovviamente, come gli chiedevano come si inserisce un campione di quella levatura all'interno della squadra, è diverso, no? E Velasco spiegava, tu Bianchi dovevi spiegare alla squadra che Maradona è un'altra cosa, dovevi accettare tu squadra, se accetti che Maradona è un'altra cosa, cioè che ogni tanto può anche venire in aereo privato e non viaggiare con la squadra, se accetti questo si può lavorare e andare in fondo. Però Maradona, la differenza qual era? È che Maradona non si è mai lamentato di un passaggio sbagliato. Però è uscito un bellissimo libro scritto dalla figlia di Ottaviano Bianchi,
che non viene mai citato, perché poi i miei colleghi hanno imparato due cose, solo quelle cito, che è molto bello, perché probabilmente solo l'intimità e una certa schiette Bianchi è un personaggio leggendario, no? Perché poi lo chiamavano il martello nello spogliatoio, per farvi capire non so quanto era serio, cioè uno che appena vinto lo scudetto storico con Napoli, con Galeazzi con l'insegue, e la prima pensiero sembra che voglio andarmene subito nello spogliatoio, sto dando fastidio, no? Pensate agli esaltati che per un fallo laterale non so po', vanno su Marte, si stracciano le vesti, ed è molto bello e smitizza tantissimi falsi miti, luoghi comuni su Maradona, e lui l'ha allenato nel periodo d'oro, anche con, diciamo, e lui l'ha detto, per quanto si dica, anche se hanno avuto degli scontri, come è noto, ha detto, però Maradona non mi ha mai mancato di rispetto, e hanno avuto scontri. Quindi vi invito a non l'ho scritto io, quindi non faccio pubblicità a me, quando uscirò il mio non ve lo dirò nemmeno perché mi vergognerò. È molto molto bello, perché c'è un'onestà intellettuale da parte di Ottavio Bianchi, che è un personaggio tagliente, non è un ruffiano, uno che capisce il calcio e poi ha condotto una vita molto riservata, quindi leggete e dite, ma Maradona è un po' diverso di come ce lo raccontano. È la gestione di Moggi che è andata meno bene di Maradona, non quella con Bianchi. Secondo te proveremo a fare la partita anche con Real o ci assisteremo per ripartire come oggi per molto tempo dopo il primo gol? E anche Angela ti chiede, è meglio andare in campo con leggerezza come abbiamo fatto spensierati contro il Liverpool? No, io non credo che Napoli giocherà con paura con Real, non so perché vi hanno qualcuno messo in mezzo, farà la sua partita, poi Real ha un tasso tecnico incredibile, è tornato Vinicius. Nelle partite internazionali voi vedete come cambiano le percentuali realizzative, tu hai meno occasioni per segnare e quelle occasioni devi essere, una su due la devi mettere dentro, come la famosa partita che poi 1-1 in casa, no? Poi 2 palle, Butragueño, però le 2 partite chiave sono quelle Berlino e poi a Napoli col Berlino, non è questa col Real. Quelle 2 devi far tu, e anche perché è la tua diretta concorrente, e c'è l'ultima in casa col Braga, quindi teoricamente le puoi anche perdere tutte e 2 con Real, non si classifica primo, però non c'è questa pressione mediatica. A me dispiace perché voglio fare più punti per il ranking UEFA, quindi non è che lo sto dicendo che partiamo battuti, però questa pressione, questa mitologia che stiamo usando, poi ne parleremo con calma domani con Valerio, immagino. Ma non credo che giocherà con Pariga, anche perché Garcia l'ha affrontato il Reale, non se l'è fatta sotto, quindi non penso che trasmetterà paura ai suoi. Oltretutto, Guido, penso che ci arriviamo abbastanza sereni, perché arrivi da un momento dove stai in crescita, no? Udinese e Lecce, fai 4 gol, non è male. Con Real ci sta che puoi fare qualsiasi risultato, perché nessuno ti viene a dire niente, quindi secondo me... Hai detto una cosa giusta, non ti entra la palla, incominci a avere dubbi perché non riesco più a segnare, no? Incominciano a rientrare i colpi, i dribbling, gli assist anche meravigliosi, e quindi diciamo i ragazzi secondo me si sono tolti dalla testa questa convinzione che non era loro, gli è stata trasmessa da questo impatto mediatico bruttissimo che si giocava male, che la grande bellezza, Spalletti, questo ha distrutto tutto, non sono così bravi. No, si può giocare bene anche quest'anno. Quello che ho detto in sede di presentazione, poi i miei non sono editoriali, chiudiamo la pagina calcistica, apriamone finalmente una nuova, che può anche essere ugualmente affascinante, cioè non lo sappiamo cosa ci porterà, però vivere con questo Cappi è come fare i 100 metri, Valerio è libero e un altro invece ha tutti i pesi addosso. È ovvio che per quanto può andare lento Valerio, l'altra persona con i pesi addosso non lo prenderà mai. La tartaruga è Achille. Tra l'altro, ovviamente con il Real ci sta la risonanza, ovviamente così, quindi non c'è dubbio né di motivazioni né di grande impegno, eccetera, eccetera. Una partita a viso aperto, insomma, è una partita che sarà aperta a tutti i possibili risultati, dove ce la dobbiamo godere, cioè proprio le notti di Champions che... Vabbè, noi sappiamo che Ancelotti, soprattutto con Real, io le ho viste quasi tutte le partite del Real con Ancelotti, non dico quest'anno, non è una squadra molto tattica, lascia molto...
Quindi sono molto curioso di vedere questa partita come verrà affrontata. Poi ci può essere un episodio fortunato o sfortunato in prima partita che ti cambia il piano tattico. Quindi sarò veramente molto curioso di vedere come viene giocato, molto più del risultato, perché il Real può essere una squadra molto brutta da affrontare, ti becca 2 azioni, quelli e hanno una qualità incredibile di tiro, eccetera, o molto buona perché detto, la metti sotto scacco, sei molto incisivo nelle prime azioni di attacco che fai, cioè le capitalizzi, non è esasperato come Guardiola il piano tattico sempre Real Madrid, ma anche lì geneticamente non è Guido Gentile boccia Ancelotti, assolutamente no, perché ormai come hanno fatto sono di me il TikTok, cioè non per carità mister Ancelotti, lui ha una capacità di gestire prima di tutto umanamente, poi calcisticamente i suoi giocatori, sapendo che poi tra l'altro il Bernabeu rumoreggia per certe cose, quindi il Bernabeu ha rumoreggiato per uno scudetto vinto a Catenaccio, no? O un Mourinho, quindi godiamocela questa partita. Secondo me è molto importante, sarebbe molto importante andare in vantaggio, non dico fare addirittura un 1-2, perché il Real non lo devi fare andare in vantaggio perché poi sono molto veloci e non è il Lecce, quindi se gli dai un po' di spazio quelli possono essere morti, quindi non andare in svantaggio con il Real è fondamentale, però vediamoci la partita. Nel frattempo ci hanno segnalato di un gol poi probabilmente annullato a Pedro, no, perché sarebbe proprio giusto per il mio fantacalcio che Magnan manco il clean sheet, che ha preso l'ammonizione, ma l'ho rimesso in porta. Tanto non ho alternative, Fabio, perché Magnan è sportivo, l'ho preso tutti quelli del Milan per stare sicuro. Certo, a brutta tegola, 4ª sconfitta su 7. Considera che lo scudetto la media è 3,44 partite perse, cioè tolto lo 0 di Conte e i 7 del maestro Sarri. Mi stai dicendo che la Lazio non vince lo scudetto? Come fai a saperlo? È ancora lunga. E io mi sbilancio. Ma il campionato è lungo, quindi come fai a dire? Mi posso permettere intellettualmente di sbilanciarmi, poi mi puoi cazziare a fine. Napoli 5, Real 3, evviva. Finita ovviamente a San Siro. Quindi, ma San Siro, Meazza, io non capisco per come si chiama lo stadio, ognuno dice quello che vuole. Sì, perché lì in realtà non si dovrebbe chiamare così. La problematica piuttosto, andando nel futuro, che cosa ne devono fare di quello stadio, perché loro hanno avuto le Olimpiadi, quindi dovrebbe essere il teatro della cerimonia di apertura e di chiusura, lo dovevano abbattere e fare nuovo, i 2 progetti, la cattedrale, la cosa no, adesso me lo faccio lì. Vi rendete conto di quanto sia potente la Juventus, che neanche per Milan e Inter a Milano, che è la capitale non solo economica, morale d'Italia, è facile proprio per tutta la legislazione italiana, poterla fare. Lì gli hanno fatto una variante, una cosa, perché ovviamente noi continuiamo a accumulare ritardi con le altre nazioni. Che non mi veniva il termine prosciugare il bacino sul fatto dell'Everton, ero un po' stanco, no? Perché sto seguendo architettonicamente come sta evolvendo quello stadio. Scusa, una lapsus. Quella è Meazza in San Siro, cioè, no? il quartiere di San Siro. Esatto. E a questo per rispondere punto, alla tua domanda, no? Dove c'era anche se il Lecce è ancora in lotta per lo scudetto, ragazzi, capito? Ma perché è chiaro, gli amici Benini sono attenti e sanno e seguono tutto, come l'anno scorso si disse attenzione all'Udinese questa. Ma cosa vuoi essere attento all'Udinese? Sì, hanno fatto un buon inizio e poi si squagliano. Il Lecce, e qua mi posso atteggiare, qui posso fare un flex con te davanti, quindi come si chiama il video di ieri dell'approfondimento? Ma il Lecce è forte o no? Nel senso che è sicuramente una squadra frizzantina davanti, che ha velocità, si muove anche bene, però mi sono guardato un attimo come li ha fatti questi punti e contro di chi. Il quando è importante, hanno avuto un calendario abbastanza morbido all'inizio, hanno preso un po' di fiducia, hanno perso contro una Juve che è nulla, quindi io mi sono detto ok, rispetto per il Lecce, ma il Napoli vince e basta.
Sì, ma infatti scusate, apro e chiudo in un secondo, quanto mi pesano i punti persi con la Lazio, perché il quando, cioè non mi dite che la Lazio quest'anno è forte, in questo preciso momento di queste prime 7 giornate, anche il brutto pareggio tirato veramente con i denti all'ultimo secondo di recupero del portiere, dice no ma è uno schema, ha detto Sarri, provato, vabbè, Gioconda, c'ho scritto, sono punti pesantissimi, non solo in casa con la tua diretta concorrente per la Champions, ma no, che non sta sciorinando un grande calcio, sono proprio pesanti, perché adesso ti devi andare a prendere con una grande prestazione con un Milan, con l'Inter, e Valerio giustamente dice sì, Lecce sta facendo bene, però non è che è andato, vedi per esempio è andato a Torino, ha fatto una partita paurosa con la Juve, dobbiamo dirlo, perché il calcio d'angolo non c'è, però ha fatto una partita paurosa dove non avrebbe meritato la vittoria e il pareggio. Bisogna essere sportivi. Poi uno dice no, bisogna essere siatelo voi anti, detto. Oggi già è stato un po' più, perché in casa c'è il coraggio, era quasi tutto pieno lo stadio, però la differenza tecnica e tattica tra Napoli e Lecce si deve vedere, e oggi gli hai concesso anche un Osimhen in meno nel primo tempo. Vero. Un abbraccio è un grande segno di forza di Garcia. Mando un abbraccio a Pietro dal Belgio. Ci dicono che l'Union Berlino perde ancora. Ci arriveremo, ragazzi, faremo approfondimento anche su... Finita, Valerio, è finita 2-0. Sì, non c'è dubbio. Sarri out, ci ha detto Fabio Versatile, e chiedo a Vincenzo di aggiornarmi perché non ho letto il tweet del Pampa su Osimhen, non so di cosa si tratta. E quindi adesso con Lukaku ingraneranno e vinceranno tutto. Vedremo di cosa si parlerà. Guido, io ti abbraccio, ci aggiorniamo per i prossimi appuntamenti, e forza Napoli sempre, con le memorie, non ci dimentichiamo. Sempre, ragazze e ragazzi, insomma, state un po' sereni, non vi fate condizionare dal malumore, è del tutto umano e comprensibile, quindi lo capisco, che insomma ha preso un po' troppo piede l'ambiente, cioè godetevi anche un po' partita dopo partita, non la fase fatta, altrimenti uno è arrivato a fine campionato, è finito, si è fatto solo male sangue, non so manco perché, mamma mia, cioè liberiamoci da questa psicologia veramente malsana dal mio punto di vista, perché sta un po' attagliando tutte le squadre, perché poi immagina i video, immagino dei vari youtuber tifosi della Lazio stasera, no? Come lo sono state per il 5-1, già avevano fatto fuori i Pioli, e chiudo, scusa Valerio, e anche qualche mio collega, avete visto il Milan dopo questo 5-1 sta schicchiando, le ha vinte tutte, si sono rimessi in piedi. Calma e anche un po' di gioia. Valerio, ti ringrazio, permettimi di nuovo di salutare le ballerine e ballerini che, come giustamente tu facevi notare, lavoro molto duro. La carriera infame. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido. È una carriera infame. Ragazzi, vi abbraccio. Mi leggevo questo commento del Pampa su Osi: tra 6 mesi, un anno andrai via, te ne pentirai di non aver risultato per questi tifosi solo quando te ne andrai. Il Pampa ovviamente è molto molto legato al rapporto con i tifosi, e lui sa quello che possiamo dare anche quando non vinci. Poi dopo, secondo me, noi siamo anche il tipo di tifoso che sì, abbiamo una riconoscenza verso quelli che ci hanno fatto vincere, ma non siamo quelli abituati a vincere, quindi noi sappiamo essere riconoscenti anche nei confronti di quelli che ci hanno semplicemente regalato delle emozioni. E io ve la butto lì così nel finale, perché l'ho detto nell'analisi così. Sebbene io abbia detto sì, ha sbagliato il Napoli, così non mi interessa la polemica, io se vedo 2 magliette, una col 9 di Osimhen e una col 18 di Simeone, onestamente in questo momento, nonostante Osimhen ci abbia fatto vincere uno scudetto, perché non si può, quella di Simeone mi dà più emozioni, e Osimhen ci deve ragionare sotto tutto questo. Vi abbraccio, vi bacio da New York. Valerio Fluido è tutto. Se il Tottenham non vince 11-9, ci aggiorniamo, non vi preoccupate che siamo sempre sul pezzo. E mi raccomando, domani analisi tattica, non so a che ora perché c'ho il che fare, ma ci sarà l'analisi tattica.
Ma che pare rigorista non lo so se poi magari li cambiano i rigoristi, vediamo. Nel frattempo li alterniamo, se li alterniamo e va bene così.